Bene signori, dal Palahockey di Forte dei Marmi la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, al mio fianco l'amico Michele Nannini del Tirreno, redazione di Grosseto. Buonasera Michele. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti gli amici che stanno seguendo da casa questa diretta. Bene, prima di andare a analizzare con l'amico Michele quella che sarà la gara di questa sera, gara importantissima, semifinale di Coppa Italia 2020-2021, vediamo le interviste iniziando dall'allenatore, il coach del Galileo Follonica, Silva, che ci ha parlato pochi minuti fa. Vediamo dalla regia se sono in condizioni di darci l'intervista. Silva, semifinale di Coppa Italia, arriva in un momento in cui il Follonica sta viaggiando in maniera straordinaria. Sì, è vero, però diciamo che conta poco, è una partita diversa, una partita dentro o fuori. Il fatto di stare bene, diciamo che in questa partita conta poco. Affrontiamo una squadra fortissima, ma penso che abbiamo le nostre possibilità. I ragazzi di Follonica, grandissime soddisfazioni, abbiamo visto nell'ultima parte del campionato soprattutto davanti spietati in maniera incredibile. Loro sono tranquilli, veramente si vive un ambiente molto tranquillo, si lavora molto tranquillamente, i risultati aiutano sicuramente. Io sono contento per quello, penso che anche loro si divertono, sono contenti con quello che stiamo facendo e proveremo ad andare oltre. In regular season 2 pareggi, ti sei studiato qualcosa di nuovo? Sono contento che ha detto 2 pareggi, anche se non è andato così. Abbiamo perso qui a 2 decimi alla fine. Lo considero un pareggio? Bravo. No, due grandi partite tra due grandissime squadre. Il Forte non è a caso che ha vinto la regular season, che ha il portiere meno battuto, l'MVP e capocannoniere del campionato. Però anche noi abbiamo le nostre forze, abbiamo i punti dove pensiamo che possiamo andare a giocare e ce la giocheremo. Bene, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi. Bene, abbiamo sentito le parole di Sergio Silva, allenatore della formazione del Follonica. Follonica che questa sera arriva a Forte dei Marmi, come vedremo a breve fra la grafica, con Barozzi e Menichetti a difesa di pali. Poi abbiamo fra gli avanti Serse Cabella, Ferdinando Montigel, Luca Esposto, Davide Banini, Federico Pagnini, Oscar Bonarelli, Marco Pagnini e Francesco Banini, perciò formazione, come vediamo adesso in grafica, importante, che sta viaggiando in maniera impeccabile negli ultimi tempi. Mi dicevi Michele, insomma stanno veramente facendo un campionato straordinario. Sì, dopo le prime 3 partite di difficoltà con un solo punto in appunto 3 incontri, la pausa Covid ha permesso anche a Sergio Silva di lavorare sulla squadra, perché anche il tecnico lusitano è arrivato quasi a sorpresa il giorno dopo Ferragosto, e quindi è servito un minimo di
lavoro per assemblare questa squadra che nel girone di ritorno soprattutto ha veramente avuto numeri molto molto importanti e si presenta questa sera qui con l'organico al completo, come del resto nelle ultime settimane, negli ultimi incontri Sergio Silva ha avuto sempre a disposizione tutti i suoi ragazzi. Bene, prima di andare a vedere quella che è la formazione dei padroni di casa, vediamo l'intervista ad Alberto Orlandi. Alberto Orlandi, prima tappa importantissima di questa stagione, semifinale contro il Follonica. Sì, finalmente siamo qua, dispiace giocare nel nostro palazzetto senza tifosi, però l'importante era disputare questa Final Four. Niente, siamo concentrati, stiamo tutti bene, sarà una partita difficilissima perché, come ho detto più volte in varie interviste in questi giorni qua, il Follonica forse è la squadra che negli ultimi periodi è quella più in forma del campionato, quindi abbiamo visto, ne abbiamo parlato abbiamo visto video e parlato durante la settimana, abbiamo cercato di lavorare su certi aspetti, ora vediamo di metterli in pratica dopo in pista. Nella regular season un pareggio, una vittoria a 2 decimi, cosa ti sei studiato per cambiare tutto ciò? È una squadra che io ho sempre detto ai ragazzi, ho sempre considerato 2 pareggi perché diciamo, la vittoria qua in casa per un allenatore conta solo per il punteggio, ma per crescere bisogna cambiare un po' queste ultime 2 partite. Come ho detto, ne abbiamo parlato, ne abbiamo valutato più che altro i nostri errori, perché noi siamo una squadra che spingiamo tanto, creiamo tantissimo, ma contro il Follonica c'è da scegliere il momento giusto di attaccare, perché è una squadra che secondo me sta facendo, ha trovato un modo di giocare che dà fastidio a tanti, l'ha dimostrato con i risultati, non ultimo a Trissino l'altra settimana, quindi grande partita e ripeto, grande rispetto e ci proviamo, sarà una grandissima battaglia, spero che sia anche a livello di spettacolo, che la gente da casa si possa divertire. Bene, ti ringrazio Alberto, alla prossima. Vai, ciao ciao. E vediamo la formazione di casa che scende in pista con Ignata e Bertozzi a difesa dei pali, capitano Motaran, Giovannetti, Ambrosio, Burgaia, Rubio, Casa, Santonioni, Maremani, perciò formazione al completo per il rosso-blu. Adesso ci tengo a fare una puntualizzazione, Michele, perché io quando ho intervistato Silva ho parlato di 2 pareggi, semplicemente perché avevamo analizzato con lui e con Alberto la gara giocata a Forte dei Marmi, dove la vittoria è arrivata a 2 decimi, il cronometro segna anche i decimi, e abbiamo ritenuto sostanzialmente si trattasse di un pareggio, non sarebbe stato scandaloso per nulla. No, assolutamente. Fu una partita, una delle tante meravigliose partite di questa seconda parte di campionato, con un Follonica che giocò all'altezza della fama e della forza del Forte dei Marmi, perdendo poi per questo incidente, diciamo così, perché alla fine non si può neanche dare una colpa al Follonica in quella circostanza, bastava un rimbalzo di una pallina diverso, bastava una frazione di secondo in più nel rimettere in gioco la sfera, che tutto poteva cambiare, e quindi è stato un pareggio sulla carta. Alla fine il Forte ha vinto per quel gol a 2 decimi, ma hai fatto bene a ricordare che sono 2 squadre che nei 2 scontri che hanno avuto quest'anno hanno veramente dimostrato di essere 2 ottime formazioni, un gioco molto equilibrato. A Follonica mi ricordo di un Ambrosio stellare come del resto per tutta la stagione, e quindi vedremo secondo me una bella partita. Peccato per la mancanza del pubblico, dobbiamo ancora abituarci a questa situazione. Speriamo che quelle belle immagini viste nel video di presentazione del comune di Forte dei Marmi con la gente in spiaggia e a giro possano tornare in realtà il prima possibile per tutti. Senza ombra di dubbio, e mi sento anche di ovviamente fare un ringraziamento alla federazione, perché poi tutto sommato, a differenza di molte altre federazioni, ci ha consentito di arrivare fin qua e non era per niente scontato all'inizio della... Assolutamente, tanti sport anche molto più ricchi, prestigiosi, olimpici, che hanno avuto difficoltà, positività, partite rinviate. Leggevo una statistica pochi giorni fa, sui tamponi obbligatori per tutte le squadre in tutto il campionato c'è stato lo 0,25% di positività, quindi vuol dire che il meccanismo ha funzionato, l'impegno anche economico della federazione è stato messo in campo in maniera ottimale e ci ha permesso di arrivare, seppur con qualche aggiustamento in corsa doveroso
perché stiamo vivendo una situazione che cambia secondo per secondo, a giocarsi oggi la Coppa Italia e a breve anche i playoff per l'assegnazione dello scudetto. Io approfitto della tua presenza anche per ricordare che c'è stata una premiazione importante, nasce in quel della Maremma questo concorso e con 1100 punti è Ambrosio che quest'anno, lascia a te annunciare quello che poi è successo. Insomma. È diventato l'MVP del campionato, un premio istituito da Mondo Hockey, dal collega Enrico Giovannelli, e poi tutti noi abbiamo contribuito a scegliere e selezionare l'MVP votando i 5 migliori giocatori del campionato. Alla fine la classifica ha dato un esito abbastanza importante, la vittoria di Ambrosio è stata molto netta, tanti voti che sono andati a tantissimi giocatori in giro per l'Italia, però credo che è stato un risultato più che meritato. E intanto vediamo i quintetti iniziali. Il Follonica si schiera con Barozzi ovviamente fra i pali, il portierone della nazionale, al suo fianco compagno da una vita oramai Fernando Montigel, dall'altra parte Capitan Fede Pagnini, in avanti Banini e Marco Pagnini. Dunque Davide Banini a far da spalla al pistolero che conosciamo molto bene, Marco Pagnini. Dall'altra parte Riccardo Gnata, anche lui portiere nazionale, e poi Davide Motarane e Xavi Rubio, Martì Casas e Federico Ambrosio rispettivamente terzo e primo della speciale classifica marcatori in regular season. Gli arbitri sono Luca Molli e Joseph Silecchia. Al tavolo dei cronometristi c'è Alberto Fabris e dunque è tutto praticamente pronto. Vediamo gli arbitri al centropista e io mi sento di dire, Michele, non so se sei d'accordo con me, abbiamo parlato di pareggi, di squadre, di gol, ma poi alla fin fine questa è statistica per gli amanti. Nell'hockey su pista la fantasia e ogni gara riparte da zero. Assolutamente, vediamo intanto il tabellone che ci ha portato fino a qui con le vittorie del Lodi 6-2 sul Bassano, del Forte 7-6 sul Trissino, del Sarzana 5-3 sul Montebello e del Follonica il Blitz esterno 1-0 in casa del Valdagno. Ecco intanto Federico Ambrosio che fa vedere al pubblico, che purtroppo non c'è qui ma c'è a casa, il premio di miglior giocatore MVP della stagione 2020-2021. Hai detto bene, le statistiche contano il giusto, i quintetti anche iniziali contano giusto per qualche minuto. Il Follonica si presenta con la formazione al completo e con il quintetto che abbiamo visto per tutta la stagione dall'inizio in campo, e quindi ci aspettiamo davvero un bello spettacolo. La difesa granitica del Follonica, che nelle ultime settimane è stata forse l'arma vincente contro la solidità e la forza di un attacco del Forte dei Marmi, che è anche una squadra che ha già una certa solidità per quanto riguarda il pregresso, e quindi una squadra già rodata e pronta per questi ultimi due appuntamenti della stagione. Senza ombra di dubbio sono due formazioni che fanno della difesa, grazie anche a due grandissimi portieri, a una grande organizzazione, un punto di forza. E se è vero che il Forte dei Marmi può annoverare il primo e il terzo della classifica marcatori, io credo che insomma l'amico Fede Pagnini, per cui ho una stima immensa, stia facendo vedere il meglio di sé in questa stagione, soprattutto nelle ultime giornate. Veramente un giocatore implacabile. È tornato nelle alte vette della classifica cannonieri, quest'anno 34 reti, ma soprattutto in campionato in gol consecutivamente nelle ultime 15 partite. Molto bene ha fatto anche Davide Banini, non è una novità, ormai è un giocatore solido sul quale può contare il Follonica e la nazionale. 31 i gol per Banini senior, perché dallo scorso anno, in maniera più importante da quest'anno, c'è anche un Banini junior che è Francesco, che è il primo cambio spesso e volentieri della formazione del Follonica, un giocatore che ha ancora ampissimi margini di crescita e che sicuramente vedremo in campo probabilmente già nei primi 7-8 minuti di partita, a seconda di come Sergio Silva vorrà sfruttare le rotazioni. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo le squadre che si avvicinano per gli ultimi consigli dalle panchine. Il Forte dei Marmi è già schierato e al momento dovremo avere Motaran, Rubio, Ambrosio e Casas, perciò si parte con la squadra pesante, quella in grado di far male subito. Dall'altra parte ancora gli ultimi consigli di Silva ai suoi giocatori, dunque vediamo a breve, ma come sappiamo
quello che sarà poi l'andamento della gara. L'hockey su pista consente cambi a ripetizione, dunque immagino per quello che è il clima, per quello che è l'importanza della partita, vedremo rotazioni a velocità supersonica. Intanto vediamo Monticello con il numero 17, forse il marcatore inteso come difensore più roccioso del campionato, ma soprattutto con una qualità immensa. Molto spesso ha risolto i problemi alle squadre dove ha giocato. Intanto Molli fa cenno che si può partire, aspettiamo Barozzi fra i pali. È tutto pronto per andarsi a giocare questa semifinale del Coppa Italia 2020-2021. Vada come vada, sono 4 le squadre che sono qui e già questo è un ottimo successo. Parte con Pagnini sulla sfera che va all'indietro per Monticello che si allarga, pressato da Ambrosio, se ne va Monticello, arriva alla conclusione immediata Monticello, poi la sfera rimbalza sul corpo di Riccardo Gnata, ma è ancora il Follonica che può manovrare con Monticello ancora, fascia sinistra per lui, cerca un compagno, lo trova in Banini che sfila all'indietro per Marco Pagnini, ancora Federico Pagnini il capitano. Monticello nel cerchio di centropista, il tiro, tentativo di spizzata che non riesce, la recupera Ambrosio e rimposta l'azione per la formazione rossoblu, questa sera nello specifico in maglia bianca. Casas, Ambrosio ancora in orizzontale per Capitan Motaran, ancora Ambrosio, rimbalzo maligno, va a recuperare sfera, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento servendo in profondità Xavi Rubio che gira nuovamente sfera all'indietro, il più arretrato è Capitan Motaran, si allarga, la mattonella è quella giusta ma poi arriva alla conclusione, tocca un palo esterno, niente da fare, ci prova Ambrosio ma passa fuori dallo specchio della porta. La sfera è recuperata dal Follonica che rimposta l'azione d'attacco, fascia destra per Marco Pagnini, dall'altra parte Panini, torna alla manovra la Galileo Follonica, si difende la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, ancora per Marco Pagnini, si gioca per linee esterne in attesa del colpo, intanto la sfera è recuperata, Motaran per Rubio, defilato, non ha difficoltà Barozzi, ma la sfera è ancora per Rubio, da questi Ambrosio, si gira Ambrosio ma è più veloce Pagnini che lo soffia a sfera, serve Pagnini, il tiro del numero 5 contrato da Casas, Xavi Rubio, Casas ancora supera l'avversario al centro, non riesce nella deviazione Federico Ambrosio e nonostante sia passato soltanto 2 minuti abbiamo già visto un paio di tiri per parte. Michele, mi pare che insomma partita viva da subito. Devo registrare stranamente un paio di errori in impostazione in uscita da parte del Follonica. Anche poco fa Marco Pagnini ha perso una palla che poteva essere sanguinosa sulla tre quarti, il Forte ha controllato, anche dall'altra parte però il Follonica ha creato subito un paio di belle occasioni. Intanto ancora Barozzi con una parata, adesso chiama anche l'attenzione dell'arbitro, quindi 2 minuti e mezzo già con molti interventi. Adesso c'è da vedere cosa è successo a Barozzi, probabilmente un problema alla maschera, sembrerebbe. Sì. Vediamo che si avvicina alla panchina, dunque richiamata l'attenzione, giustamente interrotto il gioco, si avvicina per sistemare la maschera, probabilmente sulla parata prima ha mosso qualcosa, vediamo che adesso c'è il tecnico che va a sistemarla e insomma da qui in avanti il ruolo del portiere diventa un ruolo difficilissimo fra maschere e imbottiture, sì. Veramente una cosa pesantissima da sopportare, insomma. Già è difficile l'inverno, adesso che si alzano un po' i gradi. Infatti abbiamo preso proprio uno dei primi weekend più caldi, anche l'orario è quello un po' più caldo e quindi non sarà senz'altro semplice né per Barozzi né per il collega dall'altra parte Riccardo Gnata. Una scuola di portieri, Fabrizio, italiana impressionante da sempre, devo dire, fai veramente fatica a scegliere uno piuttosto che un altro. È sicuramente vero, se pensiamo anche alle nuove generazioni che stanno crescendo diventa, ma anche perché diventa difficile pensare in chiave azzurra a lasciare a casa un Barozzi o un'Ognata per fare spazio a altri che pure lo meriterebbero, perciò insomma sotto questo punto di vista possiamo star tranquilli, forse ci manca qualcos'altro per competere con Spagna e Portogallo, ma sotto questo punto di vista possiamo star tranquilli. A proposito di nazionali, ricordo ancora il cambio al vertice con l'arrivo di Bertolucci, l'abbiamo visto poco fa fuori nel parcheggio, che è venuto a preparare la partita di questa sera contro il Lodi e diceva adesso pensiamo al Sarzana, alla nazionale ci pensiamo fra un mese, giustamente. Non avrei dubbi che il Secco avrebbe detto così. Vediamo il Follonica davanti con Monticello.
Monticelli intanto attaccato, riesce a mantenere il possesso di sfera, serve Marco Pagnini, Pagnini che avanza, poi all'angolo si ferma, all'indietro per Fede Pagnini, attenzione il missile di Federico Pagnini, il manone col guantone di Riccardo Gnata a dirgli di no, poi si sgomita un po', ma è Monticelli ad avere la meglio su Motaran, mantiene il possesso di sfera. Marco Pagnini adesso alla conclusione, c'è però il fallo di Motaran su Monticelli, si riprende con la punizione in favore del Folloni, che si segna il primo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi quando sono passati 3 primi e 4 secondi. Dunque la sfera all'indietro, ci prova Banini, lo vediamo adesso nel replay, ma torniamo in diretta. Monticelli e Marco Pagnini sulla sfera, Pagnini allarga per per Banini, scusate, ancora Pagnini attaccato, sfera per Monticelli, su di lui c'è Motaran, poi l'anticipo di Martí Casas e il fallo di squadra per il contatto con l'avversario. Dunque 1-0-0 il risultato quando sono passati 3 primi e 16. Adesso Motaran che impegna Barozzi, ma fa buona attenzione, buona guardia il portiere in tenuta bianca-azzurra. Banini in possesso di sfera, dicevo 0-0 il risultato dopo 3 minuti e mezzo, 1-1 i falli di squadra e adesso c'è il fallo di squadra numero 2 fischiato ad Ambrosio per il fallo su Monticelli. Chiedeva qualcosa in più Monticelli, ma diciamo che credo vediamo sia il corretta replay. l'impostazione. Il contatto c'è stato, sì, era un contatto che poteva essere punito, sì, ci poteva stare, sì, decisamente in maniera più cattiva da parte dell'arbitro. Probabilmente non ha voluto, non si è sentito di scaldare subito la gara, ma a mio avviso il Forte ha rischiato tantissimo con questo intervento sulla balaustra. Intanto vediamo che la sfera è ferma, c'è gli arbitri che parlano fra loro, tutto pronto, si può ripartire. No, c'è da pulire. 21:23, arriva adesso l'addetto e questo sarà un'altra di quelle cose che caratterizzeranno ovviamente la gara, proprio per quanto si diceva poc'anzi, per la temperatura che si registra qua a Forte dei Marmi al momento. Intanto ci siamo, non ci sono cambi fra le due formazioni, ovviamente due formazioni si stanno fronteggiando a viso aperto da subito, non è che sono state a studiarsi più di tanto, anche perché non ne hanno bisogno, si conoscono molto bene. Monticelli in possesso di sfera, ancora Banini per Monticelli, perché trova Davide Banini, Pagnini sbaglia il passaggio, la sfera recuperata da Ambrosio, ma è solo fra 3 maglie bianco-azzurre. Xavi Rubio chiama il suo schema, Motaran in possesso di pallina, cambia con Martí Casas per linee esterne, ancora Xavi Rubio, Motaran il capitano, la dà in profondità per Rubio, da questi all'Ambrosio che tenta il tiro ma è ben piazzato, Barozzi non ha problemi. Siamo dall'altra parte con Banini in possesso di sfera, attaccato, la sfera è per Pagnini che cerca di piazzarla e fa buona guardia questa volta Riccardo Gnata, ma buona la trama del Follonica. Ancora Rubio, lotta con Banini, alla meglio, se ne va sulla fascia sinistra, Banini da solo, il tiro passa sopra l'altezza regolamentare, poi si ferma sul retro della porta, occasionissima per il Follonica. Due belle occasioni, prima il taglio di Marco Pagnini, poi adesso Davide che è andato via sulla fascia e poi si è accentrato, veramente di pochi centimetri ha alzato la mira, un Follonica che comincia a prendere un po' le misure sul parquet e sulle tavole del palaforte. Tanto si riparte con l'ingaggio, la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi che può rimpostare l'azione d'attacco per Martí Casas, dietro porta, franco bollato da Monticelli, Casas riesce a liberarsene, va alla conclusione, il miracolo del Follonica con Barozzi e poi il tentativo ancora in giravolta di Ambrosio. Due occasionissime abbiamo detto per il Follonica, non è da meno il Forte dei Marmi che rovescia il fronte, ci prova e trova un grande Barozzi. Adesso è ancora Gnata, impegnato da Marco Pagnini, la sfera è recuperata da Xavi Rubio, due accelerazioni incredibili da una parte e dall'altra, sì. Gran bella partita al momento. Si è accesa rapidamente la partita,
alle due occasioni del Follonica ha risposto subito il Forte dei Marmi, ha risposto anche Leo Barozzi, che si è fatto trovare presente sia nella prima molto molto difficile, forse anche aiutato col palo, e poi anche sulla seconda. Tanto la percussione, ci riprova ancora su una palla vagante Ambrosio, non c'è niente da fare, la ferma ancora Barozzi, la sfera è per Martí Casas, cerca di farsi largo in fascia sinistra, poi va alla conclusione sul primo palo, sulla ribattuta ci prova Motaran, niente da fare, e adesso il tiro dalla lunghissima distanza di Xavi Rubio, anticipato però all'intervento di Ambrosio, mantiene il possesso della sfera il Forte dei Marmi, ancora 30 secondi di autonomia per andare alla conclusione. Motaran è troppo larga, non può andare alla conclusione, ma può servire Martí Casas, che in giravolta ci prova ma esce fuori dal rettangolo di gioco, fuori dall'area di rigore la sfera. Ancora Rubio in possesso di pallina, imposta in fascia destra, cerca un compagno, la mette al centro per Ambrosio, controllato da Federico Pagnini. Casas, l'ingresso in area però è disturbato, la recupera il Follonica con Montigel. 18:25 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, 2 falli per il rosso-blu a quota 1 in mare mani, con Banini che va a impostare la nuova azione per la formazione di Silva. Ancora il tentativo di Pagnini dietro porta, poi c'è la stecca di Riccardo Ignata che esce dall'area di competenza, si riprenderà dunque con una punizione al vertice basso alla destra dello stesso Riccardo Ignata. E vediamo che bisogna rettificare ovviamente la posizione, lo fa in questo momento Pagnini sulla sfera, vicino a lui c'è Banini, viene chiesta la distanza, il signor Silecchia richiama all'ordine i giocatori rossoblù che non stavano ai 3 metri canonici. Ancora la pallina all'indietro, Monticelli in possesso di sfera, allarga per Federico Pagnini, Pagnini ancora cerca un compagno dietro porta, poi la sfera è intercettata da Rubio che è controllato da Banini. Ancora Rubio deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, serve Motaran dopo il tocco di Ambrosio, ancora per Xavi Rubio. 17:35, 0-0 il risultato, gara comunque piacevole, occasioni da una parte e dall'altra, poi le squadre sembrano andare a manovrare per linee esterne, ma poi hanno delle accelerazioni incredibili che li portano magari a fare, come è successo poc'anzi, 2 azioni nell'arco di pochi secondi. Intanto ci prova Ambrosio dalla media distanza, ma è fermato il suo tiro, sfera al centro per Burgaia, però subentra Motaran, Montigel che la soffia a Motaran e riposta l'azione d'attacco. Federico Pagnini per Marco Pagnini, l'anticipo di Motaran provvidenziale, poi Xavi Rubio recupera la sfera, può rimpostare l'azione d'attacco sul proprio capitano che oltrepassa in questo momento il cerchio di centropista, si allarga in fascia destra, arriva fino in fondo e poi la gira nuovamente a ritroso per Xavi Rubio che poteva anche studiare il tiro dalla lunga distanza, ma probabilmente non sono queste le direttive della mister Orlandi. Ancora Burgaia in possesso di pallina, il tentativo adesso alla lunghissima distanza, la spizzata c'è ma c'è anche Barozzi che fa buona guardia. Ambrosio in possesso di sfera, dietro la porta, attaccato, resiste alla carica, spintonato, il fallo e il time out quando mancano 16:23, 0-0 il risultato, 2 falli a carico del Forte dei Marmi, a quota 2 dovrebbe essere anche il Follonica che nella persona di Silva ha chiamato il time out. Sentiamo il time out. Sentiamo quello che sta succedendo. Arrivano sempre prima. Ok, in attacco andiamo a giocare qui. Possiamo giocare qui e qui vado a fare e vado dentro, non posso arrivare qua e fermarmi, devo andare dentro, devo andare, è lì che io vado a creare lo spazio. Questo patina, non c'è, viene fuori una volta lì, una volta indietro e allora lo spazio c'è, devo andare a giocare qua, non qui. Posso giocare là, ricevo, vengo, mi fermo, riposo 2 secondi, 3 secondi, vado a giocare, non c'è, palla fuori e ricomincio, ma devo qui, non qua. Qui, no, dentro, poi è pulito, si mette la palla, non è pulito, mi fermo, mi faccio vedere, palla già fuori e continuo a giocare. Bene, abbiamo sentito le parole di Silva. Sì, perché il Forte dei Marmi negli ultimi minuti ha aumentato un po' l'intensità, sia quando
gioca in possesso palla in costruzione, sì anche dietro, lo diceva Sergio Silva, se non c'è lo spazio non si entra per forza, ci si ferma, si guarda e si cerca di trovare lo spazio da un'altra parte. Sta aumentando un po' il ritmo, sta alzando un po' i giri del motore il Forte dei Marmi, e il Follonica sta trovando sempre meno spazio in avanti, e in difesa deve mantenere alta la guardia, perché hanno una facilità di entrare in area i giocatori del Forte dei Marmi davvero invidiabile. Bene, intanto vediamo che è ancora la formazione di Alberto Orlandi a manovrare, vediamo se i ragazzi di Silva seguiranno le istruzioni del proprio allenatore, soprattutto se riusciranno a seguire le istruzioni del proprio allenatore. Non è mai, è sempre facile insomma dalla panchina, certo. Ma poi c'è stato intanto il primo cambio, scusami Fabrizio, è entrato, come avevo anticipato, Francesco Banini, è storicamente il primo cambio del Follonica, è entrato al posto del fratello, quindi Davide Banini lascia il posto al più giovane Francesco, gli altri sono immutati: Marco Pagnini, Montigel e Federico Pagnini davanti a Barozzi. bene, riprendiamo con proprio Banini, Francesco Banini, che va a manovrare all'indietro per Montigel, fascia destra per lui, cambia tutto dall'altra parte per Marco Pagnini, il tentativo, la sfera però è intercettata, ma è ancora Montigel in possesso di pallina. Montigel per Francesco Banini, che va a siglare il gol dell'1-0, serpentina in area, ha trovato lo spazio che chiedeva il proprio allenatore. Sì, eccolo là, serpentina e fa secco tutti. Grande azione personale, è entrato da sinistra, come si vede qui dal replay, con una finta di corpo, veramente è entrato in area indisturbato, e da quella posizione era più che un rigore in movimento, e quindi Follonica in vantaggio proprio col primo cambio di Sergio Silva, ovvero Banini. E adesso c'è il pareggio immediato da parte del Forte dei Marmi, questo mezzo pasticcio in difesa da parte del Follonica. Barozzi era uscito per coprire la pallina vagante, poi il rimbalzo, eccolo là, la pallina lì davanti, e da lì non si sbagliano quei gol. Oltretutto su quella posizione si è trovato la stecca di Ambrosio, che insomma sigla subito il pari dopo una manciata di secondi veramente. Dunque una trentina di secondi di differenza fra un gol e l'altro, niente di fatto, si riparte da dove avevamo lasciato. 1-1 il risultato, 2 falli per parte, e in una gara che vale una semifinale dopo 10 minuti 4 falli mi sembra che insomma vuol dire che le squadre pensano a giocare, non ci sono grandi tatticismi da quel punto di vista, almeno per il momento. E anche il metodo di giudizio è un pochino più permissivo, diciamo così, come appunto è sottolineato. 5 falli in 10 minuti in tutte e due le squadre evidenziano una grande correttezza, però anche forse un gioco che viene per il momento lasciato molto correre dagli arbitri. Intanto si manovra con il Follonica a possesso di sfera, Pagnini ci prova, attenzione, eccolo là, è un killer Banini, una sfera persa, un rimbalzo strano, la sfera rimane lì e Banini, eccolo qua, lo rivediamo, non ci pensa 2 secondi e la spara nuovamente alle spalle di Riccardo Ognata. 2-1, 15-17. Perciò nell'arco di un minuto 3 reti valgono il 2-1 a favore del Follonica, mi sento di dire anche 2 ottime reti di Francesco. Se non ho fatto male conti sono 22 secondi dal primo gol di Francesco Banini al pareggio di Ambrosio al raddoppio di Francesco Banini. È entrato in pista in maniera veramente spettacolare, decisivo subito, però ancora forte davanti, pericoloso in avanti. È cresciuto tantissimo, lo dicevo prima in presentazione Francesco, e questi 2 gol avranno dato anche una carica enorme a lui e ai compagni. Tanto ci prova adesso Marco Pagnini, ma è fuori dallo specchio la porta. Adesso Barozzi che va a toccarla per Montigel per Marco Pagnini. Veramente 2 azioni, 2 gol importanti di Banini. Ancora il Follonica a manovrare, Rubio interrompe la trama offensiva, ma è ancora Banini per Pagnini, il tiro dritto per dritto, ci pensa questa volta Riccardo Ognata, la sera recuperata poi da Ambrosio, manovra Ambrosio, finta il tiro, serve per Burgaia e azione capolavoro contropiede pressoché perfetto. Questo lo dobbiamo far vedere alla scuola calcio. Intanto c'è il time out chiesto da Orlandi e vediamo che dovremmo avere l'audio del time out, ma rivediamo l'azione, veramente il contropiede pressoché perfetto, non ha difficoltà
concentriamoci un attimo in difesa, ragazzi. Calma, non è successo niente. Ha trovato 2 gol, uno un'invenzione, l'altro fortuito. Ok? Stiamo dominando, abbiamo il possesso noi della palla. Ok? C'è da svegliarti solo su queste cose qua. Tiro, ribattuta e la palla rimane lì. Il resto, ricominciamo come prima. Ok? Bravo. Riprendiamo il filo, andiamo, Possesso lungo e andiamo laterale. Andiamo. Dai, forza raga, dai. Abbiamo sentito quello che è l'idea della gara di Alberto Orlandi, possesso lungo e andiamo laterali. Ma sì, l'avevamo detto forse, nel momento in cui il Forte stava un po' aumentando i giri del motore sono arrivati i 2 gol del Follonica, subito magistralmente pareggiati prima da Ambrosio e poi da Burgaia. Il Follonica ha spinto, ci credeva, ha spinto molto, si è sbilanciato e veramente contropiede da manuale di prima. Grande anche il tocco di Burgaia perché è riuscito a beffare Barozzi in maniera molto intelligente e a riportare in parità la partita. Il Follonica deve cercare secondo me di prendere quel secondo in più nella giocata per riuscire a trovare lo spazio in attacco e il Forte invece sta aumentando, come detto, i giri del gioco e è riuscita in veramente pochi secondi a trovare il doppio pareggio. Senza ombra di dubbio adesso intanto è Ambrosio che perde una sfera ad opera di Marco Pagnini che porta avanti pallina, la cede a Montigel, esce dalla zona buia Montigel, affonda in fascia destra, su di lui va Burgaia ma la sfera è ancora per Montigel dopo il tocco del compagno. Adesso Francesco Panini per Marco Pagnini, Francesco Panini ancora autore della doppietta bianco-azzurra, scusate. Adesso è Federico Pagnini che finisce a terra, Molli non ha nessuna esitazione e assegna il rigore per il fallo su Federico Pagnini in area di rigore. Dunque rivediamo l'azione, c'è stato il contatto quando mancano 13 e 12, c'è il rigore affidato allo specialista Federico Pagnini. E vediamo se i 2 specialisti, Federico da una parte e Riccardo dall'altra, il portiere della Nazionale, chi avrà ragione. 2-2 ricordo il risultato, perciò occasione ghiottissima per la squadra allenata da Silva. Dunque tutto pronto, l'arbitro Molli è lì e sta a prepararsi il tiro, la parata, poi Iata riesce a spazzare l'area, dunque niente da fatto. Aveva anche indirizzato abbastanza angolato sulla parte alta, ma insomma ce l'ha fatta Riccardo a sventare il pericolo. Si era costruito bene l'azione, era riuscito a prendere un metro al proprio avversario che al limite proprio dell'area l'ha dovuto stendere. Ha studiato bene anche la conclusione, ma Niata è stato veramente monumentale. Nelle ultime settimane il rigorista era Francesco Banini, che mi sembra sia anche in campo, però dopo un paio di errori probabilmente Sergio ha voluto mandare sul dischetto il capitano e adesso c'è il cartellino blu per Marco per l'aggancio al limite dell'area. Rivediamo dal replay la ripartenza del Forte dei Marmi e c'è l'aggancio da dietro di Marco. E quindi blu per Pagnini e a 12:35 dal termine grandissima occasione adesso per il Forte dei Marmi dal dischetto. Punizione di prima affidata ad Ambrosio, dunque pochi secondi fa il rigore poteva essere l'occasione per passare in vantaggio del Follonica. Adesso questo tiro diretto affidato alla stecca di Ambrosio è l'occasione per far passare in vantaggio il Forte dei Marmi, ma così come prima per Fede Pagnini c'era un grande in porta, adesso non è da meno. Sì, è uno scontro tra titani veramente, da una parte e dall'altra, sia per chi tira sia per chi para. Si conoscono molto bene, compagni di nazionale per anni. Vediamo quella che sarà l'idea di Fede Ambrosio per questo tiro diretto. Tutto pronto, si parte, Federico Ambrosio porta sfera e poi la piazza. Quando fa queste cose Federico Ambrosio dimostra perché è la stecca d'oro ormai da diverse stagioni, insomma, no? È riuscito, eccolo qua. Ha coperto Barozzi, ha coperto la parte bassa della porta e Ambrosio con Barozzi giù l'ha piazzata sotto la traversa. Devo dire grandissima freddezza di Ambrosio, che è un giocatore che se può migliora
ulteriormente ogni anno, non sembra fermarsi la progressione e il miglioramento di questo giocatore, davvero chissà dove potrà arrivare. Senza ombra di dubbio è uno di quei top player, adesso lo possiamo definire così, perché negli ultimi anni ha avuto anche una crescita a livello proprio di gioco di squadra difensiva impressionante rispetto ai primi anni italiani, e adesso c'è il fallo a carico di Banini, che è rientrato in pista per ovviamente il punito Marco Pagnini. Dunque Xavi Rubio, Burgaia, Maremmani e Ambrosio per il Forte dei Marmi, Federico Pagnini, Monticelli e i due fratelli Banini per il Follonica, e si torna a giocare con il Forte dei Marmi, che a metà del primo tempo per la prima volta passa in vantaggio nonostante le 5 reti segnate. Fino a questo momento aveva sempre inseguito. Vediamo adesso quello che saranno gli sviluppi della gara. Ambrosio in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova nell'arretratissimo Xavi Rubio, che si allarga, va sulla mattonella, tenta il tiro ma poi è un po' distratto Burgaia, non riesce a recuperare la sfera. La riprende dunque il Follonica, che torna in avanti con Monticelli ancora, cerca un compagno, poi si rifugia nell'angolo, dietro porta, ma la sfera è recuperata da Xavi Rubio, giocatore che recupera un numero infinito di palline, oltre all'apporto in fase offensiva veramente è uno di quelli che in difesa riesce a fare un gran lavoro, come si suol dire il lavoro sporco. Finisce a terra Maremmani ma non c'è fallo, la recupera dunque Monticelli, che riporta in avanti la formazione maremmana. Attenzione, la sfera al centro, rimbalzo, e per poco la famiglia Banini non riacciuffava il risultato. Adesso c'è il fallo di Maremmani, che si fa forza con le spalle, dunque niente da fare. È una bella azione sì questa di Francesco nel mezzo, e quasi clamoroso l'errore di Davide, però ci sta perché c'era anche il difensore lì che ha guastato le feste ai giocatori, ai fratelli del Follonica. Senza ombra di dubbio grande pressione sul tiratore, intanto Monticelli in possesso di pallina per i suoi. 10:46, 3-2 il risultato, ancora Monticelli, cerca il compagno, lo trova in Fede Pagnini, ancora Federico, si allarga, poi si rifugia là nell'angolino prima di servire all'indietro per Davide Banini. La sfera è fuori dallo specchio della porta, la recupera Xavi Rubio per i suoi, può rimpostare l'azione per il rossoblu. Intanto nuovo cambio, esce Ambrosio a prendere il turno di riposo e dentro Martí Casas. Sfera per Xavi Rubio, punta l'avversario, poi ci prova sul primo palo ma fa buona guardia il portiere Barozzi. Adesso è Martí Casas, Rubio ancora, Burgaia cerca un compagno, lo trova in Maremmani, all'indietro c'è Rubio, il più arretrato dei suoi, studia il piazzamento, serve Burgaia per Casas, ancora per Xavi Rubio, dietro porta, supera la guardia di Fede Pagnini, poi la gira dall'altra parte ma non può andare al tiro Burgaia per l'opposizione di Monticelli, dunque il Forte dei Marmi è costretto a girare ancora per linee esterne. Sono 7 secondi per arrivare alla conclusione, ci rinuncia Xavi Rubio, grande non vuole correre rischi perché aveva addosso un Monticelli importante. Sì, davvero grande difesa del Follonica, non ha concesso nessuno spiraglio e alla fine la pallina è andata fuori e hanno preferito così piuttosto che allontanarla o cercare il tiro. Intanto dopo la sospensione è rientrato in pista Marco Pagnini al posto di Francesco Banini, sta per entrare anche Serse Cabella che probabilmente fra qualche minuto, fra qualche secondo prenderà il posto di qualche compagno di squadra. Senza ombra di dubbio, avevamo detto all'inizio che ci sarebbero stati molti cambi. Intanto è Xavi Rubio in possesso di sfera dietro la porta, niente da fare, non c'è nessuno libero, grande fase difensiva del Follonica in questa occasione. Maremmani per Rubio, lontanissimo in profondità per Burgaia dietro porta per Martí Casas, incrociano i due, ancora Burgaia in possesso di pallina, su di lui c'è Davide Banini, Burgaia la difende, poi però deve trovare un compagno su cui scaricare Xavi Rubio, la dà in profondità per Casas, ancora per Burgaia, percussione di Burgaia in fascia destra, dietro porta se la deve vedere con il pistolero e poi ci prova sotto gamba, ma insomma il tiro è debole
È sì, difficile riuscire a ingannare Barozzi con una cosa così. Mancavano pochi secondi alla fine, ha preferito la conclusione. Esce intanto Monticelli ed entra Serse Cabella. Adesso Federico Pagnini sulla pressione rischia un attimo, poi trova il cugino Marco e riparte l'azione del Follonica per vie centrali con Cabella. Tocca la sua prima pallina, alza la testa e scarica sul capitano. E Fede Pagnini ancora attaccato ma mantiene il possesso della sfera. In profondità proprio Cabella che riceve pallina. La gira per linee esterne, finta al tiro, appoggia per Pagnini, poi però c'è l'intervento di Casas che recupera la sfera per la formazione versilese, che può rimpostare l'azione d'attacco quando mancano 7,50 alla fine del primo tempo. Adesso un contatto ma non c'è fallo, Cabella porta avanti sfera, la serve a Pagnini, attaccato, poi un po' di confusione, l'arbitro fischia un fallo, a mio avviso fallo di confusione. Sì, è ottima la difesa del Forte perché il Follonica poteva avere l'uomo in più ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. C'è ancora l'ultimo time out da parte credo del Forte dei Marmi. No, Follonica, sentiamo. Saggio, finta di tiro, vado dentro o qui, se lo faccio bene, però quando ricevo devo partire, ok, ricevo il blocco, riesco ad andare al tiro, io sono qua e vengo davanti, ok, dentro, esco fuori e gioco lì, ok, apriamo, e ogni volta che si fa. Bene, abbiamo sentito l'idea per il proseguio, questi 7 minuti e 37 che mancano alla fine del primo tempo, con il Forte Marmi ricorda il vantaggio per 3-2. Si ragiona di schemi, sì, con pochi secondi così nel secondo time out si ragiona sostanzialmente di schemi. Sergio Silva ha disegnato sulla lavagnetta quella che è la sua idea per l'attacco, sfruttando magari anche qualche blocco al limite dell'area. Vediamo adesso però la pallina per il Forte dei Marmi che riparte quando manca 7,30 alla fine del primo tempo. 7,30 con Burgaia in possesso di sfera, ancora Burgaia per Maremmani, fa accenno Xavi Rubio di far girare quella pallina, Maremmani la porta indietro, poi la perde per Banini che fa la conclusione, insomma questa volta bravo e fortunato Riccardo Ognata, la sfera la ferma ma gli passa tutto il corpo, poi riesce a neutralizzare dall'altra parte. Martí Casas sfodera la bacchetta magica e Potter Casas fa 4-2 con una delle sue incursioni da sinistra, eccolo là, quando arriva a quella velocità in quella maniera si capisce. Il terzo posto nella speciale classifica marcatori, lo rivediamo ancora una volta, veramente tipica azione di Martí. Sì, da quella parte veramente ha fatto molto male alla difesa del Follonica, ha preso un paio di metri al marcatore diretto, è arrivato fino in fondo e poi ha saputo trovare lo spiraglio giusto e vedi è bastato un attimo quella parata di Ignata che poi è riuscito a rigettare via la pallina che era rimasta lì e nel contropiede veramente da quella parte il Forte ha saputo far male. Adesso +2 comincia a essere un bel vantaggio da parte del Forte. Adesso è successo qualcosa in angolo, ha visto l'arbitro e seconda cartellino blu per Marco Pagnini. Noi eravamo nell'angolo cieco, vediamo, forse c'era fallo però prima su Marco, probabilmente c'era senza ombra di dubbio un contatto con Marco che è stato spinto dalla balaustra, poi probabilmente l'arbitro ha punito la vendetta personale, ma di fatto è un blu per Pagnini e diventa pesante perché sappiamo che il secondo blu insomma vincola un po' tutte queste sono le azioni. Intanto Pagnini lo vediamo in panca pulita, per niente felici, e c'è la punizione di prima, questa volta affidata a Casas. Cambia il tiratore, non il portiere, ovviamente Barozzi sul palo, vediamo sul riga, vediamo Casas, il tiro passa al lato, la recupera ancora Casas e poi ancora Barozzi molto bravo. Casas la recupera ancora per Burgaia, niente, parato il tiro, c'è adesso la superiorità numerica e mi sento di dire che l'aggancio su Casas c'era tutto a parte di Pagnini, forse vincolato da un tiro, da un fallo in precedenza, l'arbitro ha punito soltanto il secondo. Sì, è quello di cui si lamentava anche Marco in panchina, ricostruzione che ci sta tutta. L'arbitro lì ha considerato regolare il primo intervento e sul secondo ha deciso per la punizione massima e quindi power play per il Forte dei Marmi che da +2 può avere davvero l'occasione di provare la prima grossa fuga della partita.
Anche se sappiamo che non è per niente facile, lo vediamo adesso Monticelli che torna in avanti, il tiro, eccolo là, Monticelli che accorcia le distanze, riesce a portare via Sfera, troppa sicurezza fra il rosso-blu. Lo rivediamo, un tiro dalla media distanza fa secco e duro Riccardo Ognata, 4-3. L'abbiamo rivisto e lo rivediamo ancora. Ha contato troppo sulla superiorità numerica forse del Forte dei Marmi e ha lasciato andare Monticelli in azione personale, non poteva forse fare anche altro, è stata quasi una conclusione forzata, ma forzata molto bene, perché da quel punto della pista lì, senza nessun avversario davanti, uno come Monticelli in porta ce la mette e poi vediamo, infatti l'ha messa dove Ognata non è arrivato. Questa volta veramente un rigore praticamente, adesso la sfera è per il Follonica. Il Forte dei Marmi ha visto sfumare il primo minuto di superiorità numerica subendo una rete. Non sarà contento Orlandi. Non credo proprio, conoscendolo. Intanto la sfera vola lontanissima per Federico Pagnini, da questi a Banini. Banini che adesso deve uscire dalla morsa del rosso-blu, ci riesce, poi non solo la mette al centro e c'è la deviazione di Burgaia che rischia tantissimo. Adesso è Fede Pagnini all'angolo, 2 su di lui, sfera all'indietro, la recupera il Forte dei Marmi, ha soltanto 28 secondi di superiorità numerica con Xavi Rubio, Burgaia, Xavi Rubio, ancora per Burgaia, ancora per Xavi Rubio, troppo lenta la manovra del Forte dei Marmi se vuole sperare in qualcosa. Ci prova adesso Monticelli, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, si riprende con la punizione in favore dei rosso-blu. 10 secondi alla fine del power play, pronto il cambio, 2 veramente sono i ragazzi pronti al cancello per il Follonica. Rettificata la posizione, Burgaia in possesso di sfera, ancora Rubio, Casas, Rubio per Casas ancora. E intanto sfuma la superiorità numerica e passa nel peggiore dei modi per il Forte dei Marmi. Sì. Solitamente la superiorità numerica serve per dare un vantaggio alla squadra che ha subito, qui in questo caso ha dato forse un vantaggio al Follonica. Sì, perfetto il Follonica in difesa e è stata anche l'origine del gol, perché alla fine giocando in maniera così chiusa e non lasciando lo spazio al Forte dei Marmi ha poi permesso a un Forte che oggettivamente era chiaramente un po' sbilanciato per cercare il gol del possibile +3, ha lasciato quel contropiede a Monticelli e adesso in pista ritorna al termine del secondo blu Marco Pagnini, un giocatore al quale Sergio Silva non rinuncia comunque anche con la spada di Damocle del secondo blu. Senza ombra di dubbio, un giocatore importantissimo, un bomber di prima grandezza, sfera smanacciata lontanissima nei pressi del collega da parte di Riccardo Ognata. Vediamo adesso Marco Pagnini in profondità, ma c'è l'anticipo di Burgaia che porta via sfera all'avversario diretto, Fede Pagnini. Ancora in profondità per Maremmani, se la deve vedere con Banini. Maremmani, intanto fuori Burgaia, dentro Ambrosio. Ambrosio ancora in possesso di pallina, avanza in fascia destra, poi attaccato da Fede Pagnini, ci mettono il fisico ambedue, c'è il fallo di Fede Pagnini su Ambrosio, 4 falli per parte. Intanto anche Maremmani lascia spazio a Giovannetti, dunque ruotano tutti gli effettivi delle due squadre. Giovannetti al debutto in questa Coppa Italia per quanto riguarda ovviamente questa gara. Battuta in questo momento, la sfera è per Martí Casas, cerca un compagno, la serve all'indietro per Rubio, Rubio ancora a fascia destra, è Ambrosio per Giovannetti, gli ritorna sfera al limite dell'antigioco, adesso c'è Casas, lontanissimo Ambrosio, il missile d'Ambrosio, la parata del portiere Barozzi, sulla ribattuta però è il più veloce di tutti, è Marco Pagnini, che poi cerca di essere servito da un compagno ma non riesce il passaggio, dunque il GDS Impianti che può tornare alla manovra. Ricordo 4-3 il risultato quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, dunque gara più che mai aperta al di là del risultato, anche proprio nell'atteggiamento delle squadre in pista. Ancora poi l'anticipo molto buono del Follonica che torna in avanti, Pagnini ci prova,
indirizza bene, ma altrettanto bene para il portiere. Poi un po' di confusione, la sfera recuperata da Fede Pagnini. C'era anche Cabella in quell'occasione, Marco ha provato il tiro dritto per dritto, la soluzione che ci stava tutta, e bravo anche qui in questo caso Ognata, e bravo anche la difesa del Forte dei Marmi adesso che può ripartire, ma il Follonica ha messo bene. E intanto il rischio, miracolo di Barozzi che era stato sdraiato, attenzione sulla ribattuta del portiere Riccardo Ognata e Ambrosio a togliere i castagni dal fuoco. Dicevamo bravo, aveva fermato Barozzi, ma sdraiato Barozzi, ma poi bravo il portierone della nazionale. Dall'altra parte ancora vediamo adesso il replay. Intanto si gioca in pista e c'è il fallo a carico del rossoblu a quota 5 con Marco Pagnini in possesso di sfera. Federico Pagnini cerca un compagno. È tornato in campo Francesco Banini al posto di Cabella. Francesco Banini, che abbiamo visto è uno di quei giocatori che sa fare male là in mezzo all'area, ma intanto è Xavi Rubio che porta via sfera, subisce il fallo e dunque si torna in parità anche da quella speciale in classifica, 5-5. Adesso è Molli che ha qualcosa da ridire, l'arbitro, il signor Luca Molli, ha qualcosa da ridire a Xavi Rubio, lo richiama alla calma. L'unica cosa che abbiamo capito è stai calmo, quello che hai detto prima sarà una roba tra loro due. Credo che poi sia la cosa principale che devono fare gli arbitri, cercare di mantenere calmi gli atleti al fine che non degeneri una partita che fino a questo momento direi correttissima, devo dire, sì. Tutto pronto, Rubio, il tiro di Ambrosio murato, ma la sfera è recuperata da Xavi Rubio ancora, addosso a sé a Federico Pagnini, ha anche i 10 secondi per uscire che non gli bastano, infatti c'è il fallo di antigioco e dunque la punizione in favore del Follonica. Forte dei Marmi che ha perso malamente una sfera per antigioco grazie al pressing comunque degli avanti biancazzurri. 1:22 alla fine, 4-3 il risultato, 5 falli per parte. Tutto pronto per la battuta, Marco Pagnini in possesso di sfera, attaccato da Martí Casas, ancora Pagnini per Federico Pagnini, Francesco Banini supera l'avversario, entra in area, la va a piazzare ma c'è il rigore. C'è il rigore per il pattino di Ambrosio, se non vado errato. Ma non saprei sinceramente. Le immagini non sono chiare, non però sono chiarissime. L'arbitro ha visto il rigore per il pattino, le immagini non ci dicono che il pattino ha preso la pallina. Comunque dalla posizione dell'arbitro, Ognata sdraiato davanti, rivediamo. Vediamo da questa posizione forse un po' più favorevole. Assolutamente no, la sfera è stata smorzata dal portiere, non era assolutamente rigore, ma l'arbitro c'è da dire che aveva davanti un Ognata sdraiato, dunque ha fischiato il rigore a favore del Follonica quando manca un primo e 6 secondi. E adesso è, come dicevi prima Michele, lo specialista dell'ultimo periodo, Francesco Banini, che ha una stecca caldissima questa sera e va al tiro. Dunque vediamo quello che è l'esecuzione di Francesco Banini, il tiro e il gol basso basso, è Francesco Banini che fa tripletta personale e fa il pari su un rigore che in realtà non c'era, allora, ma che l'arbitro non poteva vedere. Se è il fallo di pattino, ha fatto cenno con il piede, però sinceramente direi che non era nella posizione per poterlo giudicare. No. Comunque di fatto è Banini che fa 4 pari quando siamo arrivati al 24esimo e dunque una partita di semifinale che praticamente avrà la durata di 26 minuti visto che abbiamo azzerato tutto. 5-5 falli di squadra, 4-4 risultato, parità perfetta, si ricomincia da capo. Un tiro di prima fatto per una delle due squadre e uno sbagliato, quindi veramente una parità che non si riesce a schiodare. E vediamo adesso il tentativo
E poi ci prova ancora Federico Ambrosio, niente da fare. La sfera a 26 secondi è per il Follonica, che può portarla in fondo. Vediamo quelle che saranno le direttive. La mano di Sergione Silva che indica il difensore là dietro, la dice lunga. È Marco Pagnini comunque che a 10 secondi la tiene nell'angolo, poi la serve dietro porta a Banini per il tentativo che non riesce. Attenzione Casas, missile di Casas con il casco. Barozzi, dunque si chiude il primo tempo sul risultato di 4-4. Rivediamo l'ultima azione di questo primo tempo con Barozzi con il casco, va a fermare l'incursione di Martí Casas. 4-4 con il gol di Banini che arriva intorno al 10° minuto, il pareggio immediato di Ambrosio, ancora Banini in avanti e Burgai al termine praticamente di un minuto di fuoco fa 2-2. Il rigore affidato a Federico Pagnini viene parato, la punizione di prima affidata a Marco Pagnini, il blu a Marco Pagnini, la punizione di prima vale il 3-2, poi il 4-2 di Casas per il Forte dei Marmi. Il blu a Pagnini, il tiro diretto di Casas viene parato dal portiere, Montigel fa 4-3 in inferiorità numerica, il rigore di Francesco Banini fa 4-4. Per noi adesso è facile la televisione dire che non c'era il pattino, ma certo, indubbiamente non mi sento di criticare nessuno, perché tra l'altro l'arbitro oltretutto era fra pattino e c'era il portiere in mezzo sdraiato, perciò insomma... Non abbiamo forse citato abbastanza la splendida azione di Francesco Banini, perché anche stavolta è entrato in area da solo, con una finta ha sbilanciato l'avversario diretto, si è posizionato nel modo migliore per battere a rete, e anche questa è stata una giocata davvero sopraffina di un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione. Ha iniziato non benissimo anche perché era infortunato, quindi è entrato in campo solo nella seconda parte, ma veramente sta crescendo e sta diventando un uomo del valore dei titolari sostanzialmente. Senza ombra di dubbio, l'abbiamo visto, tripletta personale, ma soprattutto gol di pregevolissima fattura, perché anche il rigore è riuscito a infilarlo raso terra in una di quelle posizioni dove è difficile poi andare per il portiere a fermarlo. Perciò insomma è un giocatore che sta crescendo e sta crescendo decisamente bene, ma mi sento dire, come tutti i giocatori del settore giovanile del Follonica. Dunque ancora vediamo adesso in pista Antonioni e Bertozzi che si scaldano, ma abbiamo un'intervista pronta. Dunque siamo qui con Matteo Zonta, che è responsabile CUG Veneto e nazionale, che ci darà una visione del mondo arbitrale di questa stagione, che ha avuto i suoi grandi problemi. Matteo, qual è l'analisi di questa stagione per te come responsabile nazionale? Allora, come dicevi bene tu prima, anche noi abbiamo avuto i nostri problemi. Il Covid ci ha creato dei problemi come alle società, abbiamo avuto dei mesi intensi, quindi diciamo che comunque sono soddisfatto fino a questo momento, anche se le conclusioni dobbiamo tirarle a fine stagione, perché è chiaro che la parte più importante della stagione inizia adesso. Come abbiamo i play-off di A1, i play-out di A1, la 2 che deve concludersi e la B, ed è questo il momento in cui anche gli arbitri devono dare il massimo. Diciamo che finora c'è della soddisfazione, sicuramente bisogna migliorare, sicuramente si può dare di più, e noi stiamo lavorando per questo, anche per creare una classe arbitrale, per creare anche un ricambio della classe arbitrale, perché dobbiamo cominciare a inserire dei giovani, perché è chiaro che parecchi arbitri che si vedono girare sulle piste ormai da molto tempo hanno una certa età, e dobbiamo cominciare a inserire un po' di gioventù. Lo stiamo facendo e i risultati spero che a breve arrivino, qualche anno di attesa, ma spero di riuscire in un paio d'anni a fare un po' di novità anche nel mondo arbitrale. Ovviamente ci sono dei corsi che devono essere fatti, sono stati fatti durante l'anno, ma adesso, stagione estiva, di solito sono i vostri raduni sia a livello tecnico che tattico, comunque fisico. Quali sono i vostri programmi per l'estate? Sì, abbiamo fatto, nonostante la pandemia, siamo riusciti a fare dei corsi arbitri, naturalmente sfruttando le piattaforme digitali. L'anno scorso è un corso che è iniziato proprio da qualche giorno,
speriamo di riuscire con questo corso di 12-13 elementi a rimpinguare il gruppo e portarlo come numero, allargarlo. Chiaramente il secondo problema è quello di seguire i giovani una volta che li abbiamo fatti diventare arbitri, per questo forse è uno dei grossi problemi del mondo arbitrale, riuscire a seguire i giovani alla loro crescita. Anche per questo ci stiamo organizzando, allargheremo il campo degli osservatori arbitrali inserendo anche gli internazionali che devono impegnarsi oltre che per loro e per i loro risultati anche per far crescere i giovani. Spero che a settembre riusciamo a fare il raduno che purtroppo nell'ultimo anno è saltato causa Covid, perché è chiaro che lavorare un paio di giorni, 2 o 3 giorni con il gruppo in presenza dà dei risultati molto migliori rispetto a non poter fare questo. Chiaramente noi contiamo sempre di migliorarci, ecco, questo è il nostro obiettivo, quello di migliorare la squadra. È stata una stagione, anzi è tuttora la stagione europea, è stato un problema nella prima fase di Eurolega dove gli italiani non sono potuti andare per un blocco del governo portoghese, però adesso su tutte le 3 fasi finali di Eurolega, World Squid Euro Cup e Euroliga femminile, e sicuramente ci sarà la presenza di arbitri italiani. Sicuramente gli arbitri italiani faranno la loro parte in queste finali. Sappiamo già che alla Final Four sono stati convocati 2 arbitri internazionali italiani di primo livello che sono Fronte Filippo e Ferrari Franco. Sicuramente anche nell'altra competizione europea saranno chiamati degli arbitri italiani, le convocazioni devono ancora arrivare, ma noi confidiamo che sicuramente ci sia la nostra presenza. Stiamo lavorando con alcuni giovani per prepararli, perché ripeto, anche nel parco degli internazionali abbiamo degli arbitri che sono un po' al limite con l'età e dobbiamo cercare di creare il dopo. Il dopo sta crescendo, noi siamo contenti e speriamo di poterli proporre tra qualche anno. Grazie Matteo Zonta, e ai prossimi aggiornamenti e anche buon lavoro, perché insomma l'estate di solito è un ottimo momento per riunirsi. Sicuramente l'estate è il momento per tracciare il programma e tracciare tutto il lavoro da fare per la prossima stagione, ed è tanto, a iniziare magari anche da alcune novità sulla posizione degli arbitri in pista che a livello europeo è stata inserita e che noi dobbiamo assolutamente introdurre con la prossima stagione sportiva. Grazie e a presto, e do la linea a Fabrizio e a Michele in regia. Bene, noi prima di andare a riprendere il commento di questa gara dovremmo avere uno spot dalla regia e dunque chiediamo alla regia, dunque fra un minuto dovremmo avere lo spot, se non ho capito male. Bene. Bene, torniamo qua dal Palocche di Forte dei Marmi. Abbiamo visto lo spot di Forte dei Marmi con le bellezze che ci auguriamo di poter rivivere quanto prima, ma ovviamente il tutto è legato a quelli che saranno gli esiti di questa pandemia che ci sta veramente distruggendo a livello sociale, possiamo dire così, costringendoci all'isolamento. Intanto il Forte dei Marmi è in pista, aspettiamo adesso che rientri il Follonica. Michele, che partita ci dobbiamo aspettare? A mio avviso non è che cambierà di molto, anche perché non credo che possano fare molto di più di quello che hanno fatto. Assolutamente. La chiave potrebbe essere in un singolo episodio che magari potrebbe girare l'inerzia della partita, ma ci sono stati singoli episodi, ci sono stati dei rigori, delle espulsioni. Il Forte dei Marmi
pensa avanti 2 gol, poteva avere l'occasione del terzo gol sulla superiorità numerica, e invece il Follonica con un colpo di reni è riuscito prima ad accorciare e poi a pareggiare a 1 minuto dalla fine, quindi non credo che le due squadre modifichino molto il loro atteggiamento. Il Follonica punterà sempre sulla solida difesa, su una corsa per evitare le incursioni del Forte dei Marmi. Intanto qui rivediamo qualche gol del primo tempo, questa è la conclusione di Montigel con il power play addirittura del Forte dei Marmi, che ha portato al gol del 3-4, e questo è il preciso rigore di Francesco Banini, che rasoterra fa seccognata per il 4-4 al 24esimo. Il Forte ci ha già abituato in questo primo tempo a cambi di passo e cambi di marcia che sono stati importanti nella fase centrale, ha alzato un po' il baricentro, è venuto a chiudere un po' il Follonica più avanti. Gli azzurri hanno avuto infatti un po' di difficoltà, ma poi quando hanno ripreso il filo del gioco sono riusciti a riportarsi dalle parti di Ignata con molta pericolosità. Nota di merito secondo me anche per Davide Banini, che non ha segnato, però è stato veramente utile in tantissime occasioni, sia nelle seconde palle, sia negli assist, sia in difesa, quindi una bella prova anche da parte sua. Però devo dire nessuno che spicca in peggio, né di qua né di là, veramente 10 giocatori in pista quelli che ci sono stati, che hanno giocato un hockey di altissimo livello, e credo che anche il secondo tempo sarà su questi livelli. E non può essere diversamente, visto che stiamo parlando della semifinale di Coppa Italia 2020-2021 fra GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi e Galileo Follonica. Tanto la sfera è per Ambrosio dietro la porta. Ambrosio poi subisce il fallo con la stecca di Barozzi che esce dall'area di competenza, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Ambrosio sulla sfera, la posizione in questo momento vertice basso, riceve, cerca il giochino che non riesce, adesso Casas cerca di piazzarla, Casas, Barozzi 2 volte, molto bene il portiere del Follonica che riesce a fermare l'incursione. Attenzione che è Banini che finisce a terra nell'area di rigore, ma l'arbitro dice che non c'è fallo. Adesso Casas agganciato, resiste la carica, Casas, la conclusione in diagonale passa al lato di un soffio, e siamo con Marco Pagnini per Federico Pagnini, attaccato, niente da fare. Torna alla manovra la Galileo Follonica, il Forte dei Marmi dunque va ad impegnare in maniera difensiva la squadra di Sergio Silva. Intanto l'incursione di Monticelsi allunga troppo la sfera, la recupera Ambrosio, serve per Motaran che si allarga, la mattonella è giusta, ma è giusta anche la parata di Barozzi, che seppur con una qualche difficoltà riesce a depositare la sfera fuori dallo specchio della porta. Devo dire in un minuto già 2 o 3 occasioni da ambo le parti, quindi non si stanno risparmiando senz'altro le due squadre. Senza ombra di dubbio, anche perché più passa il tempo e ovviamente più diventa difficile avere l'accelerazione giusta. Adesso Xavi Rubio per Motaran, ancora lui si ferma per Casas, Rubio ancora, Motaran il più arretrato, il capitano, serve in orizzontale Rubio, fascia destra, Pagnini su di lui, Rubio arriva fino in fondo, cerca un compagno, poi serve Motaran, all'indietro per Rubio, dall'altra parte Casas, tanto al centro dell'area cerca di farsi trovare pronto eventualmente Ambrosio, in questo momento recupera una sfera, la serve a Casas, può dunque tornare alla manovra, ma siamo ai limiti dei secondi. La sfera che finisce altissima e c'è la punizione in favore del Forte Armi, ma c'è un secondo praticamente da giocare prima dei 45 canonici per la conclusione, dunque c'è forse neanche la possibilità del tiro. Tutto pronto, chiesta la distanza, Rubio per Motaran, e poi in realtà Rubio la spara lontanissima, la cede a Monticelli che rimposta l'azione d'attacco per Marco Pagnini. Pagnini attaccato, il velo di Banini, ancora Pagnini, arriva fino a fine corsa, poi è bravo però Riccardo Ignata. Adesso c'è Motaran che ferma non senza dolore un tiro di Federico Pagnini, non ha tentato il tiro al volo, se l'è stoppata, però ha comunque creato un pericolo per la difesa del Forte, ma siamo già dalla parte opposta.
Motaran in possesso di sfera nell'angolo, sfera all'indietro per Rubio, Rubio ancora per Motaran, il capitano per lo stesso spagnolo, poi perde sfera Rubio, attenzione Banini, il tiro, l'uscita di Riccardo Gnata, ma ancora un'occasione per il Follonica. Siamo dall'altra parte con Montigel, Pagnini, Montigel ancora, finta il tiro, poi appoggia per Banini, Banini per Montigel, in profondità Marco Pagnini, cerca un compagno, lo trova in Montigel, Banini dietro porta, Davide Banini deve trovare qualcuno su cui scaricare, poi lo fa su Montigel ma disturbato da Martí Casas che recupera sfera, serve in orizzontale Rubio che gli ritorna pallina, ancora Casas per Ambrosio, per Rubio ancora, fascia destra per lui, supera tutti gli avversari, la mette al centro ma c'è Marco Pagnini che fa buona guardia, porta avanti pallina per i suoi, poi è costretto ad allargarsi, non può andare alla conclusione, è costretto a servire a ritroso per Montigel, da questi a Fede Pagnini, ancora Banini in possesso di sfera al centro, non arriva sfera, Pagnini la recupera in un secondo tempo, serve Montigel, si allarga Montigel, poi nel cerchio di centropista si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, trova libero Pagnini, tentativo di filtrante al centro che non riesce, Rubio porta via sfera, addosso a stessa è Fede Pagnini, viene toccato, l'arbitro dice che non c'è fallo, dunque la sfera è recuperata dal Follonica. Difese devo dire attentissime da una parte e dall'altra, stanno attenti a non concedere nemmeno uno spiraglio per un tiro o per un assist sia il Forte dei Marmi che il Follonica, perché hanno tutti i giocatori capaci di inventarsi qualcosa in qualsiasi zona del campo. Intanto Marco Pagnini che porta avanti sfera per i suoi, cerca di filtrare al centro, niente da fare, recupera il Forte dei Marmi, ancora il tentativo per Ambrosio, troppo lungo, è in anticipo Montigel che recupera sfera per i suoi. Imposta l'azione d'attacco, Montigel per Fede Pagnini, all'indietro per Banini, cerca e trova Montigel ancora, poi il filtrante, tentativo di triangolazione che non riesce, ma c'è il fallo in favore del Forte dei Marmi, è il sesto fallo a carico del Follonica. Tra l'altro il primo fallo in 5 minuti e 20 del secondo tempo. Sì, le squadre pensano a giocare, non ci sono tatticismi certo. In questo senso. Dunque ancora attenzione, Ambrosio in possesso di pallina all'angolo, c'è la punizione in favore del Follonica se non vado errato, vediamo che deve essere posizionata la sfera, tutto pronto, battuta Fede Pagnini per Montigel che la dà lunga a Marco Pagnini, ancora Montigel in possesso di sfera, dall'altra parte Marco Pagnini, 19-19, 4-4 il risultato, la pallina all'indietro per Fede Pagnini, schizza lontana, la domestica Fede Pagnini non riesce a scaricarla per il fischio dell'arbitro, i 5 secondi sono sfumati, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla destra ed rientra Burgaia. A fargli spazio è Xavi Rubio, la prima volta che esce nel corso della gara dopo 30 minuti di gara. Dunque tutto pronto, Burgaia in possesso di pallina, ancora lui per Martí Casas, la domestica Casas fa la conclusione, parata, poi in seconda battuta è Burgaia il più veloce, Motaran dietro porta, cerca un compagno, non lo trova, gira dunque sfera ancora indietro per Casas, percussione di Casas in area, poi va alla conclusione e poi è Ambrosio che però non riesce a dare la giusta forza, era comunque sulla traiettoria il portiere Barozzi. Burgaia, poi sbagliato il passaggio, intercetta il Follonica, torna in avanti, Pagnini al centro, il tentativo di Fede Pagnini però è fuori dallo specchio della porta, un po' troppo debole. Bella l'idea. L'esecuzione è riuscita un po' peggio, ma comunque l'idea era veramente ottima.
ancora Fede Pagnini, cerca di metterla al centro, niente da fare, buono l'anticipo di Motaran che recupera la sfera, porta in avanti pallina per i suoi, chiama i suoi allo schema, dà sfera in profondità per Casas, dall'altra parte per Burgaia per Casas, ancora al limite dell'antigioco, ancora in fascia sinistra per lui, la mette al centro ma Motaran era finita a terra. Siamo già dall'altra parte con il Follonica con un passaggio di troppo e dunque il Forte Marmi che può scattare in contropiede, il tiro di Burgaia murato, sfera che si impenna, buona difesa da parte del Follonica ma ancora il Forte dei Marmi con Burgaia in possesso di sfera. Attenzione Motaran, il capitano la dà all'indietro per Martí Casas, da questa Burgaia, il cambio fuori Casas, dentro Maremmani in fascia destra, filtrante al centro, poi sulla ribattuta Monticelli il più lesto di tutti, va finta il tiro, poi si ferma, era solo fra 4 maglie del Forte dei Marmi, dunque non ha la possibilità dello sfogo dell'azione, deve girarla all'indietro. Ancora 16:57 alla fine, 4-4 il risultato con il Forte dei Marmi che recupera una sfera sul passaggio sbagliato di Banini, poi il tiro ed è il palo questa volta a dire di no, il ferro a dire di no a Burgaia, sfortunato nell'occasione, rivediamo Burgaia dalla media distanza, sfortunatissimo, fuori dallo specchio della porta la pallina, dunque si riprende con la punizione in favore del Follonica. È entrato in campo intanto nel Follonica Francesco Banini al posto di Davide Banini, quindi scambio tra fratelli anche in questa seconda frazione. Adesso c'è qualcosa che non va al tavolo, vediamo il conciliabolo fra Molli e il tavolo, tutto a posto, si riparte. Si riparte con il Forte dei Marmi perché Molli aveva concesso la punizione al Follonica, probabilmente è stata rettificata, ha visto un tocco forse di Barozzi ci sta, sì, sul tiro precedente. Intanto comunque il Follonica ancora in possesso di sfera, 16:31 alla fine, Banini per Pagnini, ancora Francesco Banini per Monticelli, sfera lunga ma Monticelli la recupera per i suoi, poi fascia destra per lui Motaran, i due hanno anche giocato insieme in quel di Viareggio una quasi vita fa, poi il tentativo di tiro smorzato da Maremmani, la sfera recuperata da Ambrosio supera il diretto avversario, va alla conclusione, non riesce a superare Barozzi ma una buona incursione, dall'altra parte Francesco Banini scusate, che non riesce su Riccardo Gnata, ancora Ambrosio attaccato, mantiene il possesso della pallina, arretratissimo c'è Motaran, si ferma, non può andare alla conclusione, ancora Burgaia, all'indietro Motaran per Maremmani per Burgaia, Maremmani ancora, cerca un compagno, lo trova in Motaran ancora dietro porta, poi è Maremmani, il tiro di Maremmani colpisce il portiere, sfera che rimane lì sotto il corpo di Barozzi, dunque si riprenderà con l'ingaggio, c'era ben appostato Burgaia ma la sfera si ferma sotto il gambale e dunque niente di fatto. Intanto vediamo che rientra nuovamente in pista Martí Casas, il turno di riposo questa volta è per Ambrosio. È stata una conclusione importante perché il Forte era arrivato alla fine dei 45 senza ulteriori spazi di manovra, il tiro della disperazione tra virgolette di Maremmani ha concesso poi con la parata altri 45, poi nell'ingaggio ha avuto la meglio il Follonica che riparte a 15 esatti dalla fine del secondo tempo, 4-4 tra Forte e Follonica. Intanto fuori Monticelli, dentro Davide Banini e poi l'altro cambio, se non vado errato, dovrebbe essere Cabella per Marco Pagnini. Dunque la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Burgaia per Casas, la parata miracolo questa volta di Barozzi, ancora all'indietro Motaran, si allarga, intervento difensivo provvidenziale per i suoi da parte di Cabella,
Adesso è Maremmani per Burgai ancora. Ha avuto un paio di buone occasioni il giovane spagnolo. Casas ancora cerca di andarsene, il controllo, ma c'è poi il fallo e il time out, e sentiamo chiesto da Sergio Silva, vediamo quelli che saranno i correttivi voluti da Silva per questa seconda parte di secondo tempo. Dunque difesa, saliamo solo sulla palla e chiudiamo le traiettorie e pattiniamo con loro. Quando la palla viene fuori deve avere la forza di venire a 3 metri e essere davanti al tiro. In attacco Sersi più dentro, deve fare vedere, portiamo la palla là. Fede e Francia più indietro, Dada che gioca con Sersi. Pulite la palla, gioco, devono abbassarsi per la palla venire fuori. La prima volta che la palla viene fuori andiamo a giocare sul blocco, Franci o tiro o fido di tiro, vado via. Se abbiamo 2 andiamo sul 2, la seconda volta parliamo subito 2 con 1 che deve venire fuori a zona 9 subito, alta. Non andiamo 3 in aria, 2. Ditevelo prima. Ok? Parlate prima. Questo che si fa vedere qui, che si giri, che si è già girato. Una volta che ricevo la palla, la fronte, devono venire a cacciare la palla. Io mi faccio vedere, uno taglio. La palla va data pulita sulla stecca del compagno. Bene, abbiamo sentito quelle che saranno le direttive di Silva. Sì, palle pulite sulla stecca del compagno, il blocco per liberare a tiro un giocatore, sostanzialmente punta molto sugli schemi, quella lavagna è sempre scritta, cancellata e ridisegnata, perché Sergio è uno che sta, Silva, molto molto attento a tutte le fasi e disegna spesso davvero, lo vediamo in pista, schemi e soluzioni offensive per ogni tipo di azione, e quindi anche adesso ha chiesto tranquillità ai ragazzi, perché come ha sempre detto dall'inizio, anche quando le cose andavano male in allenamento i ragazzi mi seguono, le cose le sanno fare e dovrebbero riuscire a farle anche in partita. Poi col proseguo del campionato in effetti la squadra ha cominciato a crescere. Tanto è un Forte dei Marmi che sta cercando di accelerare i tempi, sta facendo gran gioco. Adesso è Motaran, la mattonella è giusta ma all'altezza no, sopra l'altezza regolamentare, poi finisce sul retro della porta e dunque si riprenderà con l'ingaggio. Era Motaran che dalla sua posizione preferita fa partire un missile che però finisce fuori dallo specchio della porta. Burgai all'ingaggio con Banini, alla meglio la formazione del Follonica. Cabella in possesso di sfera, ancora Fede Pagnini, cerca di farsi un varco sulla fascia destra ma sfumano i 10 secondi, dunque c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Il pressing altissimo del Forte dei Marmi ha dato i suoi frutti, costringendo ai 10 secondi di antigioco la formazione del Follonica. Battuta in questo momento Martì Casas in possesso di sfera, cerca e trova Maremmani per Casas, ancora Motaran, Casas in profondità, c'è Burgaia che riceve, serve il capitano, dall'altra parte Maremmani, poi sporcata però la sfera, dunque il Forte Armi riesce a rilanciarla in avanti ma poi se ne impossessa Davide Vanini, da questo il fratello Francesco, ancora all'indietro per Fede Pagnini, per Cavella, Fede Pagnini cerca un compagno, lo trova in Davide Vanini, ancora Pagnini, il capitano in profondità, cerca e trova dietro porta Cavella, attaccato da Motaran, c'è un po' di confusione, vediamo chi ne esce. Motaran che riesce a riportare via sfera, poi si spintona la balaustra, la pallina è recuperata però da Vanini per Cavella che ha tu per tu con Riccardo Ognata, forse troppo addosso il portiere. Sì, molto bravo Ognata nella copertura della porta, ancora adesso Cavella ne ha 2 però, e fallo, vediamo, a favore del Follonica. Come dicono i colleghi da casa che saluto, Enrico Giovannelli e Maurizio Ceccarelli, adesso il Follonica ha in pista 4 giocatori di movimento, tutti nati nella cantera, nel settore giovanile, in vari anni chiaramente, perché Federico Pagnini è il veterano, poi c'è Davide Vanini, il fratello Francesco e Cabella che è uno degli ultimi arrivati, quindi 4 giocatori di movimento, tutti nati a Follonica, e devo dire è una bella soddisfazione comunque. Senza ombra di dubbio, anche perché fa un po' effetto vedere insomma un Davide Vanini che fa da chioccia
perché insomma è giovanissimo eppure fa da chioccia certo. agli altri ragazzi, perciò queste sono soddisfazioni, ma del resto il vivaio del Follonica insomma è conosciuto in tutta Italia come uno dei più importanti, lo stanno dimostrando. Intanto la sfera è ancora proprio per i ragazzi di Silva, Banini in possesso di pallina, attaccato da Maremmani, ancora per Federico Pagnini, Francesco Banini, la sfera per recuperata da Casas fra due avversari, poi arriva Maremmani all'angolo, vediamo che riesce a recuperare sfera, la deve lottare Maremmani in area, al tiro e Barozzi gli dice di no. Una buona incursione rosso-blu, ma è ancora il Follonica che torna in avanti, poi finisce a terra e l'arbitro dice che c'è il... no, non assegna il fallo. Rivediamo il replay. Beh, il fallo c'era sicuramente, la gamba, si è beccato il contatto c'è stato, si è preso l'ammonizione praticamente il giocatore per simulazione, ma il contatto a onor del vero l'abbiamo visto tutti, del resto la televisione insomma con tutti questi replay non può mentire. Di fatto il Forte dei Marmi guadagna una sfera per riportarsi in avanti. C'è da dire anche comunque che la coppia arbitrale non è che abbia fatto degli errori così mostruosi, ecco, nell'arco della gara. No, questa è un'interpretazione, sai, l'arbitro è lì a 1 metro, vede e adesso però il fallo l'ha fischiato a favore del Forte, siamo al limite dell'area, certo sono lì. Sì, è salito intanto il Follonica a 9 falli nell'ultima parte del secondo tempo, ha dovuto un po' usare le maniere forti perché il Forte dei Marmi ha accelerato un po' il ritmo e alla fine vedi quel fallo è costato perché il Follonica è arrivato in zona a rischio perché al prossimo fallo ci sarà un tiro libero per il Forte. Sono a quota 6 il Forte dei Marmi, a quota 9 il Follonica, 11-16 alla fine, 4-4 il risultato. Tanto vediamo, ci prova Matti Casas dalla media distanza, passa al lato ma la sfera è recuperata da Maremmani, da questi a Xavi Rubio, percussione di Rubio, il tentativo niente da fare, la sfera rimane lì, ancora Burgaia che va a recuperarla per i suoi, poi la dà all'indietro per Casas, da questi a Maremmani, ancora per Casas, la dà in profondità a Rubio, la deve giocare con una qualche difficoltà per la pressione di Cabella. Sfera all'indietro, Maremmani, percussione, missile di Maremmani che però viene fermato in una qualche maniera. Adesso Davide Vanini porta avanti sfera per i suoi, la serve orizzontale per il capitano Federico Pagnini, ancora Fede Pagnini, sfera all'indietro, Cabella, Davide Vanini per Francesco e poi c'è un gol che sinceramente porta in avanti il Follonica. Rivediamo l'azione, non vorrei sbilanciarmi ma c'è un pattino mostruoso mi pare di vedere, Cabella che vediamo che butta dentro, non voglio dire che sia stato volontario, rivediamola però da questa posizione e non saprei, sinceramente non saprei, forse no, la stecca era contro il piede, poi quello che è stato toccato sinceramente non saprei. Di fatto è Cabella che riporta in vantaggio il Follonica quando mancano 10-16 e adesso dobbiamo aspettarci la reazione del rosso-blu. Il tiro di Xavi Rubio finisce fuori dallo specchio della porta e dunque rientra Monticella a dare forza adesso alla fase difensiva, è già rientrato anche Marco Pagnini, dunque il Forte Marmi dovrà inventarsi qualcosa per vedere di riagganciare il risultato. Sfera fuori dal rettangolo di gioco, dice che c'è una deviazione del Forte dei Marmi, dunque la punizione in favore del Follonica già battuta. Vediamo Montigel per Francesco Banini, questa volta fa buona guardia a Burgaia che porta via sfera, serve Ambrosio, il tiro di Ambrosio è murato, ci prova Burgaia, sfera a terra e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Intanto abbiamo visto poco fa il replay del gol e anche dal replay francamente non si vede niente di irregolare, una bellissima azione del Follonica, un tapin di Cabella che si è fatto trovare al momento giusto in area, adesso c'è credo un richiamo
credo proprio per Cabella, però francamente con la mascherina faccio fatica a riconoscerlo, forse per qualche parola di troppo in panchina, e quindi 9 falli per il Follonica, 6 per il Forte, un richiamo per la panchina azzurra e bella occasione a 37 secondi dalla fine del tempo di gioco per il Forte dei Marmi, da poco fuori il limite dell'area di rigore. Vediamo quella che sarà la decisione. Burgaia sulla sfera, vicino a lui c'è Rubio e Maremmani che ci prova, sfera che poi finisce fuori lo specchio della porta, finisce a terra nell'area di rigore, ma non c'è fallo. Ambrosio, la pallina per Francesco Banini, ancora Francesco Banini per Marco Pagnini, da questi al capitano Federico Montigel. Intanto sfumano i 5 secondi, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, al centro per Maremmani che aggancia sfera e va a manovrare per la GDS Impianti. Attenzione, Rubio per Federico Ambrosio, Maremmani in fascia sinistra, scambia con Rubio, ancora all'indietro per linee esterne della GDS Impianti nel tentativo di trovare il varco per andare a colpire, una difesa attentissima. Ancora Rubio, tentativo, sfera che si impenna in area di rigore, ma dice l'arbitro c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. La sfera era stata alzata da Montigel, dunque la punizione al vertice alto alla sinistra di Barozzi quando mancano 8,57. 5-4 in favore della Galilea Follonica sulla GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi. 8 primi e 57 da giocare, al centro per Ambrosio che però non riesce nella direzione per l'intervento difensivo di Monticella. Adesso c'è il fallo di Ambrosio su Marco Pagnini, la punizione in favore del Follonica, che poi fa tornare in pista Davide Banini a prendere il posto del più giovane fratello Francesco. Rubio in possesso di sfera, all'indietro per Burgaia, si allarga Burgaia al centro, succede un po' di tutto con quella pallina, rimbalza da un giocatore all'altro. Poi sì, bello il doppio taglio dei giocatori del Forte dei Marmi, poi la pallina è rimasta in aria e si è salvato il Follonica. Intanto è Monticel che la riporta in avanti per i suoi, ancora Banini in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in Monticella all'angolo, al centro, attenzione per Fede Pagnini, occasionissima e grande parata di Riccardo Agnata, poi sfuma il tentativo di contropiede, diventa un assist per Pagnini, ancora Agnata a guadagnare molto più che la pagnotta, come si suol dire. Adesso c'è il contatto e il 10° fallo a carico del Follonica per il contatto su Xavi Rubio che se ne andava. 10° fallo quando mancano 7,46, ci sarà la punizione di prima. È stato decisivo Agnata 2 volte sulla doppia conclusione di Marco Pagnini. Nella prima un bellissimo schema del Follonica che ha costruito questo taglio di Marco sostanzialmente quasi solo arrivato al limite, poi nel proseguo dell'azione ancora per Marco Pagnini sul recupero mi sembra di Montigel in uscita, e ancora Agnata ci ha messo del suo, e poi è arrivato il 10° fallo dopo un po' di minuti nei quali il Follonica è rimasto con questa luce rossa accesa del 9° fallo. Alla fine a 7,46 è arrivato il 10° fallo e per Ambrosio c'è l'opportunità di poter agguantare l'10° pareggio di questa meravigliosa sfida di semifinale di Coppa Italia. Vediamo Ambrosio contro Barozzi, il 10° fallo per il contatto su Xavi Rubio. Ambrosio, il tiro, la parata di Barozzi, ma l'arbitro dice che si è mosso prima. Tutto il Follonica a protestare, a mio avviso anche rischiando qualcosa. Intanto il richiamo a Barozzi. 7,45 alla fine, bisogna ripetere il tiro diretto. Richiamo verbale al portierone della nazionale.
Intanto vediamo che c'è ancora qualcosa al banco dei cronometristi. È Molli che si avvicina. Bisogna aspettare ancora qualche secondo. Molli aveva qualcosa da... Ma sai, la tolleranza sul movimento del portiere cambia molto da arbitro a arbitro, da situazione a situazione. In effetti non è rimasto fermissimo Barozzi, però posso dirti che ho rivisto di peggio senza il fischio del direttore di gara, quindi è un'interpretazione senza ombra di dubbio molto soggettiva. Posso assicurarti, avendo visto moltissimi derby, che Barozzi ha proprio il vizietto di muoversi prima, ma è praticamente impossibile vista la posizione. Adesso Ambrosio questa volta non si fa pregare, fa 5-5, 17 e 15, dunque a 7 minuti e 45, 5-5 il risultato. E come abbiamo già detto, tutto da rifare. La piazzata davvero molto bene, sì, molto bene, a mezza altezza sulla destra. Time out, sentiamo la panchina del Forte. Sentiamo Orlandi che non credo sia felicissimo. Ragazzi, ascoltate bene. Ora voglio possessi lunghi, ok? E andiamo a vincere la partita. Possessi lunghi e vincere la partita. Facciamo il laterale. No, non c'è il laterale, vado dietro porta, gioco a 2/3 con Reus. Ok? Voglio con massima concentrazione ora. Non c'è più errori. Non c'è più errori. Non c'è più errori. Usciamo sul cambio, sul blocco. C'è da fare. Usciamo forte. C'è da fare più 1 e più 2. Andiamo ragazzi, andiamo. Dai, forza. L'avevo detto e mi è sembrato categorico. Non voglio più errori. Giochiamo larghi, usiamo tutto il tempo, andiamo a vincere. Del resto è la politica di Alberto Orlandi che certo. di Coppa Italia ne ha vinte un po', devo dire. Un camioncino diremmo, insomma, sì. È veramente uno degli uomini più vincenti dell'hockey italiano. Ma intanto è il Follonica a portare l'insidia. 5-5 il risultato, 7:40 da giocare. Avevamo detto che sarebbe stata una gara incertissima e lo è fino alla fine. Federico Pagnini, Davide Panini, Montigelli e Marco Pagnini in pista per il Follonica. Dall'altra parte Burgaia, Casas, Rubio, Ambrosio per il Forte dei Marmi. GDS Impianti che deve difendersi. Manovra il Galileo Follonica. Al centro la sfera, Montigelli che la recupera. Va alla conclusione, passa al lato, toccata dal portiere. La sfera è recuperata dal Forte dei Marmi. Burgaia si ferma e vediamo se adesso darà ascolto a quello che gli ha detto poc'anzi il proprio allenatore. Ha chiesto possessi lunghi, mi sembra che lo stiano ascoltando per il momento. Per il momento lo stiano ascoltando con i possessi lunghi. 6:44 alla fine. Burgaia in possesso di sfera. Ancora lui. Sfera all'indietro, Rubio. Missile di Rubio che però si stampa addosso a Banini. Questi sono errori pericolosissimi. Intanto ancora un'occasionissima per il Follonica. Bisogna fare molta attenzione a non perdere sfera là sulla 3/4. Ancora Burgaia, adesso arriva fino a fine corsa, incrocia con Ambrosio. Burgaia possesso di pallina, cerca il piazzamento dei compagni, poi la dà all'indietro. Ancora Ambrosio che la manovra per Rubio. Rubio per Burgaia, missile di Burgaia ancora murato, ma è ancora il Forte Armi che può manovrare. Sfera al centro, il tentativo di deviazione di Ambrosio non riesce, ma era una buona idea. Attenzione dall'altra parte, Montigelli per Pagnini. 5:37 alla fine della gara, 5-5 il risultato. Sfera per Marco Pagnini, all'indietro Banini, Pagnini ancora per Banini, si ferma all'angolo, pallina lunghissima al limite dell'antigioco. Pagnini scende poi alla meglio, però Casas che gli porta via sfera, rilancia per Burgaia, fascia destra per lui, percussione di Burgaia, attaccato, resiste, la dà all'indietro dove c'è Rubio, da questi a Casas,
il missile di Casas, c'è la sfera alta, non c'è deviazione, dice il signor Molli, la punizione in favore del Follonica che riprenderà il gioco quando mancano 4,55 sul risultato di 5-5. Vediamo. Intanto il Forte, scusami Fabrizio, è stato molto bravo a rimanere ancora lontano dal bonus perché è inchiodato a 7 falli di squadra, mancano ancora 5 minuti. Però devo dire che l'atteggiamento anche di pressione del Forte dei Marmi è stato positivo, perché comunque ha cercato di tenere lontano il Follonica, non arrivando vicino al bonus che il Follonica invece ha già sfruttato e che gli ha costato il gol del 5-5. Senza ombra di dubbio anche questa è in chiave gara, è stata importante. Adesso vediamo, perché ci sono ancora 4 minuti e mezzo da giocare, nell'hockey lo sappiamo benissimo tutti e due, può succedere tutto e il contrario di tutto. Ancora Pagnini in possesso di sfera per Montigel, Marco Pagnini attaccato, Federico Pagnini per Montigel ancora, siamo ai limiti dei 40 secondi. Federico Pagnini dietro porta, la sfera è recuperata però da Ambrosio che la dà lunga per Casas, attaccato regolarmente dice l'arbitro. Dunque Follonica che torna in avanti, grande fase difensiva di Xavi Rubio. Gli interventi di Monticelli e Rubio valgono quasi un gol, è uno da una parte e uno dall'altra. Sono due giocatori che hanno questa caratteristica di fermare un numero infinito di palline, è quello che si chiama il lavoro oscuro, quello che non si vede ma che dà frutti importantissimi, e tutti e due sono specialisti nell'occasione, al pari di un bomber insomma. 3:41, 5-5 il risultato. Ovviamente, come tutti sanno, la formula è quella poi dei tempi supplementari da 5 minuti in caso di parità, ma è ancora prematuro parlarne. Ovviamente le formazioni da qualche minuto non sono cambiate, in pista sono praticamente sempre le stesse. Sì, nel Follonica sono più o meno i titolari, quelli che hanno iniziato, anche se poi alla fine 4 gol su 5 sono arrivati da Francesco Banini e Cabella, e quindi anche questa è una notazione molto importante in questa partita. Ancora Pagnini, questa volta la meglio Casas, porta via sfera, ancora Casas in area, ci prova a tu per tu, niente da fare, la sfera rimane lì, poi la recupera il Follonica, attenzione, Montigel, missile, parata, la sfera in area di rigore e poi si alza, c'è il fallo in favore del Follonica e il time out, quello corto da 30 secondi, ascoltiamo Sergio Silva. Attacchi lunghi devono venire quando io tono la palla per andare a tagliare sulla schiena e andare in porta. Ma non è qui, non è qui, è qui, è qui. Prendo pista e quando parto devono tirarmi giù per rubarmi la palla. Via, mi faccio vedere dietro, gioco. Ok? Difesa, saliamo 1 metro sulla palla, non è che ci mettiamo dentro l'area, saliamo 1 metro sulla palla. Dai. Sergio ha paura del pressing del Forte dei Marmi, ha detto di non stare troppo dietro, salire un attimo per accorciare un po' il campo, e chiede poi alla squadra di rimanere molto lunga, di partire da lontano, e dice vi devono tirar giù, quindi anche quello è indice del fatto che punta molto sul cambio di passo dei giocatori che partono da dietro, segnatamente Federico Pagnini è un po' il suo marchio di fabbrica, ma anche Montigel. Sì, giocatori importanti, oltretutto con una ottima stecca. Intanto vediamo questo attacco del Follonica quando mancano 3:12. Pagnini ci prova di prima intenzione, la ferma, il tiro non è potentissimo, dunque la ferma Riccardo Gnata. Adesso c'è il fallo di Montigel, vistosissimo, su Ambrosio. Siamo dall'altra parte con il blu a Martí Casas, vediamo un po' quello che il blu a Burgaia per l'intervento scomposto, non volontario. Io non ho visto sinceramente
non ho capito. Forse ha punito la stecca alta nell'andare al non tiro. ho capito che cosa ha punito sinceramente in questa Lui occasione. ha cercato l'alza e schiaccia probabilmente, alzando un po' la stecca con il difensore vicino, con il difensore marcatore vicino, e va bene, ha deciso, il signor Molli ha deciso che Davide Vanini doveva tirare una punizione di prima. Il blu è per Casas, e punizione di prima, vediamo che sarà affidata a Vanini quando mancano 2,54 e vediamo quella che sarà adesso la conclusione. Vanini è un'ottima stecca, vediamo se Riccardo Gnata riuscirà a ipnotizzarlo. Se a 2,54 diventa un'occasione importantissima per il Follonica. Adesso ogni pallina, ogni fischio, ogni azione diventa potenzialmente decisiva. Anche se devo confessare che mentre il rigore che non c'era prima posso capire la situazione dell'arbitro, questa mi è sembrata un po' anomala come fischiata, però per l'amor del cielo, ognuno il proprio mestiere, a lui quello di fischiare, a me quello di controllarlo, diciamo così. Intanto è tutto pronto, Vanini in possesso di sfera, davanti a lui c'è Riccardo Gnata, parte Vanini, porta sfera, cerca di sederlo, Gnata lo ipnotizza ma l'arbitro dice che si è mosso prima e fa ripetere. Adesso vediamo quella che sarà la situazione. Anche in questa occasione era riuscito a ipnotizzarlo, ma muovendosi prima secondo il signor Molli. Dunque, come era successo poc'anzi a Barozzi sul tiro di Ambrosio, e adesso vediamo quella che sarà la soluzione di Davide Vanini. Tutto pronto per la battuta, il tiro è ancora una volta, lo ferma, niente, cartellino blu, e questa volta veramente è decisione. Vediamo. Rivediamola. Insomma, se vogliamo possiamo. Non è clamoroso questo blu. Se vogliamo possiamo anche dare il blu a Gnata. Diciamo che è molto più evidente questa di quella di prima, se mi posso. Sì, sicuramente. Come Sicuramente. Sono quelle situazioni che succedono sempre, ma che ovviamente fanno la differenza in questo caso. Torniamo al discorso di prima, decisione soggettiva dell'arbitro. Certo, indubbiamente. Perciò blu a Riccardo Gnata, entra Bertozzi che avrà a freddo da dover parare il tiro diretto. Non solo, poi dovrà rimanere fuori 2 minuti quasi fino in fondo Gnata, non è solo quello il. Tanto vediamo che l'arbitro rettifica, non ho capito cosa vuole sinceramente in questo caso, forse la distanza per la portasfera Vanini, e non ha difficoltà a freddare un portiere che entra da Immobile. Dunque 6-5 di Vanini. È tutto da rifare per il Forte Vanni che ha 2,44 da poter giocare. Giustamente era rientrato, mi sembra, Ambrosio, ma sono 2 gli espulsi e quindi si annulla la prima inferiorità numerica, ma rimane non la seconda, non la seconda di Bertozzi, esatto, scusami, di Gnata. E adesso il Forte dei Marmi ha questi 2 minuti di inferiorità numerica, 2,44 alla fine, con almeno un gol da recuperare. E vediamo, ancora fermi, ancora discussione al banco dei cronometristi. Quindi i 2 giocatori non possono rientrare, Casas per 1 minuto e 50 e Gnata per 1,58. L'espulsione di squadra, diciamo così, la prima si è annullata e quindi rimane la seconda, rimane ancora 1 minuto e 58 di inferiorità numerica di squadra, quindi non potranno entrare né Gnata né Casas. Per 1,58 il Forte gioca in 4 contro 5.
Esatto, e vediamo aiuta che tantissimo il tabellone, come è senza studiato ombra qua a di Forte dei dubbio Marmi, veramente. di questo ovviamente dobbiamo vedere. Allora Bertozzi fra i pali e in inferiorità numerica, dunque il Fortanari con 3 giocatori che sono Burgaia, Rubio e Ambrosio, dall'altra parte Banini, Pagnini, Fede Pagnini e Monticel, e sembrerebbe fatta a scanso di un miracolo da parte del rossoblù. Il Follonica potrebbe anche veramente star lì ad aspettare questi 2 minuti. Intanto c'è un fallo che vale il blu a Monticelle, Cercato, e questo, come si cercato, suol dire, cercato. cioè lui gli ha fatto il giochino e Monticelle ci è caduto in pieno con le scarpe, i pattini e tutto. Blu a Monticelle, gran mestiere da parte di Ambrosio, ma ingenuità mostruosa da parte di un giocatore con quell'esperienza, insomma. La mossa con il corpo è stata notata dal direttore di gara. Adesso di fatto comunque è una posizione mia che comunque va trasformata. Dunque ancora discussioni al banco dei cronometristi. Tutto pronto, Federico Ambrosio contro Barozzi, il tiro, il gol di Federico Ambrosio che a 2.37 la riapre, ovviamente rimanendo l'inferiorità numerica del rossoblù, perciò ancora 2 minuti e 37 da follia, lo vediamo secco e duro, così come poc'anzi. Fa 6-6. Credo ci sia un time out adesso da parte del Forte dei Marmi. Andiamo a sentire che questo sarà sicuramente interessante. Molto, sì. Ehi, adesso bisogna buttarsi di testa sul tiro, siamo in 3, ok? Bisogna buttarsi in terra. Dai Lea. Si prende palla e si prova a portare la palla giù. Chi sa più gamba? Come stiamo? Portiamo la palla noi. Con la palla si fa possesso, Si fa con 3. Fa possesso, Si fa con 3. Si fa con 3. Dai. Non ha detto niente, ha detto tutto. Sì. Si fa possesso, adesso ci buttiamo. Insomma, tutto quello che doveva dire l'ha detto. C'è anche da dire che a 2.37 di una semifinale di Coppa Italia 3 contro 4 c'è poco da dire, lo sanno benissimo cosa devono fare. Oltretutto quello che manca è il portiere titolare, senza niente togliere a Bertozzi che è un ottimo portiere, ma ovviamente in questa occasione avrà una grande responsabilità. Intanto la superiorità. Intanto è entrato Francesco Banini per Monticel dopo l'espulsione del giocatore numero 17. Attenzione Pagnini, ancora Marco Pagnini, la sfera recuperata da Ambrosio. Brutto errore questo del Follonica. Ambrosio che se ne va in fascia destra. Poi il controllo di pattino, dice il signor Silecchia, che mi sa ha preso anche una spinta sulla balaustra. E dunque torna in avanti il Follonica. Ancora il tentativo di Pagnini, niente da fare, la sfera recuperata, poi smanacciata in una qualche maniera. Federico Pagnini va a recuperarla per i suoi. Torna il triangolo difensivo del rossoblù. 0,49 di sofferenza per il Forte dei Marmi, di inferiorità numerica ovviamente. Attenzione, ancora Bertozzi, poi il tentativo ma la sfera è recuperata da Xavi Rubio, finisce a terra Ambrosio. E anche Francesco Banini in area sulla precedente. Banini dall'altra parte, Ambrosio, e vediamo quello che sarà la decisione dell'arbitro. Credo nessuna, soltanto no, solo per vedere, esatto, che non ci siano danni. Certo. La Porta secondo me ha fatto dei buoni danni, forse lo rivediamo in questa occasione. Insomma ha preso un brutto colpo, un bello scontro con Ambrosio, che insomma non è colpo. Non è un fisichino, insomma, no, un fisicaccio Ambrosio. Però in area adesso volano questi colpi. Senza ombra di dubbio succederà di tutto e di più.
Il Forte dei Marmi deve attendere ancora 0,34, dunque 34 secondi per poter ristabilire la parità numerica. Però ottima impressione difensiva del Forte, perché è riuscito a tenere lontani le conclusioni del Follonica, e che non è riuscito sostanzialmente a tirar fuori nemmeno una conclusione pulita, e quindi ottima manovra difensiva della squadra di casa, anche se è una semifinale, ma comunque il Forte gioca in casa. Intanto vediamo che è Francesco Panini in possesso di sfera, Federico Pagnini, il tiro, la smorza per Tozzi, è un grande il nostro Leonardo, va a fermare il tiro, Sfera che tocca il soffitto, dunque si riprende con l'ingaggio a centropista quando mancano un primo e 0,4 e per esattezza 18 secondi alla fine dell'inferiorità. Pronta al cancello Davide Motaran, sfera allontanata, la recupera Marco Pagnini per i suoi, Francesco Panini per Marco Pagnini, ancora per Panini, per Pagnini il tiro, è ancora Federico, è ancora, scusate, Leonardo a dirgli di no. Intanto sfuma l'inferiorità numerica, bisogna fare adesso attenzione, sono 40 secondi, 6-6 il risultato, Forte dei Marmi che deve difendere, ancora Banini per Marco Pagnini, Banini il più giovane per Marco Pagnini, la sfera recuperata, Xavi Rubio, il tiro di Rubio passa al lato di un soffio quando mancano 17 secondi, Forte dei Marmi per Ambrosio, Ambrosio ci prova, la sfera all'indietro, Motaran, si allarga Motaran, il missile passa al lato, 2 secondi alla fine, 1 secondo, finisce la gara sul risultato di 6-6 e avremo di che soffrire per ancora 10 minuti. Grande Leonardo Bertozzi, è entrato a freddo, è riuscito a, no, non sul tiro diretto chiaramente, era praticamente impossibile, ma poi a reggere per quei 2 minuti che servivano, e adesso abbiamo qualche secondo di riposo e decisioni arbitrali da una parte e dall'altra sul tiro diretto che possono trovare o meno d'accordo. Sinceramente sui movimenti dei due portieri, insomma, non mi ha trovato d'accordo né per Barozzi né per Niata, ma questa è stata la decisione del signor Molli. E adesso sono 3 minuti di pausa per le due squadre e poi vedremo questi 10 minuti di tempi supplementari che diventano sempre più difficili da gestire. A questo punto diventa fondamentale anche la gestione delle risorse fisiche, perché la partita è stata molto, molto intensa, a lunghi tratti le squadre hanno cercato anche di rifiatare, di tenere a lungo il possesso e di sfruttare i secondi di gioco fino all'ultimo, però sono sempre 50 minuti di una semifinale con anche tante inferiorità numeriche, quindi qui rivediamo qualche replay. Questo è il gol di Cabella che aveva portato in vantaggio, mi sembra, il Follonica, il 4-5, questo è il 5-5 di Ambrosio sul secondo tentativo. Poi c'è stato lo rivediamo anche dalla telecamera laterale fissa all'altezza dell'area di rigore, poi c'è stato il gol del 6-5 di Davide Banini, eccolo qua, e subito dopo tiro libero immediato da parte del Forte dei Marmi. Rivediamo qui il replay dalla camera bassa, il tiro sotto la traversa per il vantaggio del Follonica, pronti via, subito occasione per il Forte dei Marmi, stavolta sta immobile il portierone della nazionale e Ambrosio lo fa secco per il gol del 6-6 che non è più cambiato da qui al termine. Intanto dovremmo avere dalle panchine, non riusciamo a sentire niente. Ecco adesso. Se non lo gioco, fatelo subito via. Andiamo a fare tanto di questi blocchi dentro. Blocco dentro, che pattino, ci sarà lì. Non c'è perché chiudono qua. Mi faccio vedere subito e la palla viene subito fuori di nuovo. Lunghi, attacchi lunghi. Ripeto, difesa, non indietreggiamo, saliamo sulla palla,
siamo attenti, non mettiamo la stecca in mezzo ai pattini, accompagniamo il solo a 2 metri, faccio vedere la stecca che sono attivo, faccio vedere che sono qua, basta, ok? Dai, su. C'è stato un momento, un disguido, perché si sentiva la voce del time out del Follonica e vedevamo le immagini E poi c'era sempre i replay da commentare, infatti. del Forte dei Marmi, dunque Una cosa ha detto importante secondo me Sergio Silva: non mettete la stecca tra i pattini, perché ha paura, e visto che i tiri liberi e i rigori ci sono stati, non vuole perdere la partita sostanzialmente per un episodio del genere. Ha chiesto calma, ha chiesto il timeout, l'avete sentito, quindi punta molto sugli schemi che ha disegnato ancora una volta. Non sappiamo cosa abbia detto Alberto Orlandi dalla parte opposta, però ripeto, ormai credo ci sia poco da dire. Squadre che si conoscono bene, sono rodate, conoscono gli avversari, conoscono i propri compagni, e con due grandi allenatori, due campionissimi che hanno vinto veramente qualcosa di inarrivabile, sia Sergio Silva, autore fra l'altro uno dei principali artefici insieme ai suoi meravigliosi compagni di squadra dell'unica Champions League Eurolega vinta fra l'altro proprio 15 anni fa. Fra una decina di giorni ricorre il terzo lustro della Champions League di Torres Novas. Dall'altro Alberto Orlandi, credo che basta il nome. Alberto Orlandi, ricordo nei suoi trascorsi in Portogallo, nel Porto, soprannominato dalla stampa portoghese il miglior, e questo la dice lunga. Intanto è stato effettuato il cambio delle panchine e dovremmo essere a breve pronti per la ripartenza. Eccolo qua la sirena che dice che si può ripartire. Vediamo quelle che sono le formazioni in pista, le due squadre. Il Forte dei Marmi ovviamente con Gnata fra i pali, che ha scontato i 2 minuti di espulsione, e poi Ambrosio, Casas, Xavi Rubio e Motaran. Dall'altra parte abbiamo Federico e Marco Pagnini, Monticelle e Davide Banini. Ovviamente è Barozzi il portiere in pista. Tutto pronto per la ripresa. Adesso c'è da asciugare in un angolo la pista. Saranno 2 tempi supplementari di 5 minuti e dunque sono un tempo lunghissimo nell'hockey su pista. 10 minuti di supplementari è veramente tantissimo. Vediamo quelli che saranno l'esito di questa ulteriore tempo di gioco. Attenzione che ci prova subito il Follonica con Banini, bella triangolazione e buona risposta del nostro Riccardo Gnata. Siamo dall'altra parte con Motaran attaccato, sfera all'indietro per Xavi Rubio, Motaran ancora per Casas e ancora Martí Casas per Rubio, per Motaran. Rubio ancora, se ne va dietro porta, attaccato da Monticelle, resiste, poi cerca un compagno, lo trova arretratissimo in Motaran, che va a tirare il tentativo poi di deviazione sulla ribattuta, non c'è per l'intervento di Marco Pagnini. Dunque torna avanti il Follonica, passati il primo step, 4 minuti alla fine del primo tempo. Dunque sfera all'indietro, Federico Pagnini cerca un compagno, poi attaccato, resiste alla carica, ancora Fede Pagnini dietro porta, la sfera che torna all'indietro per Monticelle dall'altra parte per Banini, per Marco Pagnini ancora, Marco Pagnini nel cerchio di centropista, attaccata da Casas, la sfera poi è lunghissima, Ottima difesa del Forte dei Marmi. 45 secondi da una parte e dall'altra, sono arrivati ai 45. Sì. Questi primi 2 minuti praticamente sono stati caratterizzati da 2 possessi, uno del Forte e uno dal Follonica. Intanto ci prova Ambrosio con un alza e schiaccia che non riesce. Casas adesso domestica sfera, serve per Xavi Rubio, per Casas, il tiro di Casas è alto sopra la traversa, la punizione in favore del Follonica. 2:55, riparte la formazione di Silva, torna in avanti,
Federico Pagnini all'indietro, Marco Pagnini, ancora per Montigel ancora, poi la sfera è per Banini dietro la porta di Riccardo Gnata, aspetta il piazzamento dei compagni. Ecco, in questo favore di camera si riesce a vedere un po' più pista la sfera all'indietro. Pagnini per Fede Pagnini per Marco, attaccato da Rubio che recupera una palla importante. 2:17 alla fine del primo tempo supplementare, con Rubio che la mette al centro, non riesce però a raggiungere Ambrosio per il vento di Monticel. Sfera lunga, Banini per Pagnini, poi l'intervento di Casas, ma in seconda battuta è ancora Monticel a recuperare sfera per i suoi. Tanto è Silva che dà le istruzioni per la gara. Adesso il Forte dei Marmi recupera dopo la parata di Gnata. Rubio ci prova ma si accartoccia Barozzi sul palo vicino, dunque occasione per il rosso-blu ma niente di fatto. Un'occasione per parte in questi primi 4 minuti praticamente di tempo supplementare, poi gran possesso e nessun fallo né da una parte né dall'altra. Grande possesso, nessun fallo. Adesso è Montigel che soffia sfera, ancora Montigel dietro porta, cerca un compagno, lo trova in Marco Pagnini, tira accompagnato, poi nessun problema, la recupera Casas, deve fare da sé e occasionissima e risposta importante, ma è ancora il Forte dei Marmi, forse l'occasione più ghiotta di questi primi 4 minuti di supplementare. Ancora Xavi Rubio, Casas per Motaran, per Rubio ancora Rubio, fascia destra, l'accelerazione, il controllo di Montigel su di lui, sfera all'indietro Ambrosio, 30 secondi alla fine del primo tempo supplementare, sfera in profondità con Casas, ancora per Ambrosio, 22 secondi, bisogna giocarla ancora. Il Forte dei Marmi poi arriva al limite del 45, dunque è costretto a forzare. 12 secondi, 11, l'ultimo tiro sarà per Fede Pagnini, finisce a terra ma l'arbitro dice che non c'è fallo. 4 secondi, Ambrosio, tentativo di filtrante che non riesce. 6-6 il risultato, finisce il primo tempo supplementare, adesso soltanto il tempo di cambiare pista e poi si andrà a ripartire. Grande possesso da una parte e dall'altra, le occasioni se dovessimo valutarla ai punti forse una in più per il rosso-blu, ma sì, c'è stato quel tiro che forse è stato l'unico tiro veramente interessante di questo primo tempo supplementare, un pochino più oltre la media diciamo delle occasioni tradizionali. Sentiamo ancora dalle panchine, stavolta c'è Forte dei Marmi. Possessi intorno a 30 secondi, possessi intorno a 30 secondi, accelerata, ok? Oh, se vuoi fare laterali, noi le diamo di libero, sempre due, Poi i contropiedi, facciamo i contropiedi, ci nascondiamo, dai. Andiamo, raga. Andiamo a far gol, ragazzi. Andiamo, fiducia. Arriva, Fiducia. crediamoci. Fiducia. Crediamo. Andiamo. Ancora. La pallina perché dobbiamo igienizzare, grazie. Lavora molto sull'aspetto mentale anche Alberto Orlandi. Fiducia, andiamo a questo vincerla. punto credo che sia, insomma, ormai c'è poco da inventarsi. Adesso si spostano le due panchine, bisogna igienizzare, dunque quel minuto che manca alla ripresa servirà a quello. Vediamo gli addetti subito pronti. E dunque una gara, avevamo detto fin dall'inizio che sarebbe stato difficilissimo pronosticare. 6-6, abbiamo 5 minuti di supplementare da giocare, perciò più che mai indecisa la partita. Sì, devo dire però entrambe le squadre stanno fornendo un bello spettacolo per questa
Final Four semifinale di Coppa Italia. È stato difficile arrivare fin qua con tutte le problematiche organizzative del caso, poi però Follonica e Forte dei Marmi stanno veramente facendo vedere una partita di altissimo livello, molto intensa, spettacolare il giusto. Sono state anche molto attente le squadre in certe fasi, quindi devo dire che è, ripeto, molto intensa, fisica quando è servito, tecnica in altre circostanze, quindi vediamo in questi 3 minuti se ci sarà qualcuno che potrà inventarsi, in questi 5 minuti scusate, se ci sarà qualcuno che potrà inventarsi la giocata. A questo punto veramente mai come adesso anche una singola giocata, un singolo rimbalzo, un tiro, un qualcosa potrebbe diventare decisivo per questa semifinale. Senza ombra di dubbio, anche perché non so se è una mia impressione, ma i 5 minuti del tempo supplementare non valgono i 5 minuti della partita mentalmente per i giocatori. È vero. Non valgono i 5 minuti della partita, perché a 5 minuti della partita sul 6-6 diremmo che c'è una vita in mezzo. Qui invece un errore può essere fatale. Tanto vediamo che torna avanti il Forte dei Marmi con Ambrosio, sfera all'indietro, Rubio in possesso di pallina, appoggia per Capitan Motaran, ancora per Rubio in profondità, la sfera è per Casas, cerca il filtrante, non riesce, ma la recupera ancora il Forte dei Marmi, che ha 14 secondi per andare alla conclusione. Adesso è Rubio all'indietro, Motaran tenterà il missile, non gli riesce per l'intervento di Pagnini, attenzione, cerca di piazzarla Pagnini ma la piazza decisamente sbagliata, in questa occasione spreciso Marco. Adesso è Rubio per Ambrosio, per Rubio ancora, ha perso l'attimo buono per il tiro qui, si era chiusa la difesa, adesso ci prova Motaran ma la sfera è comunque ancora sua. Motaran all'indietro per Rubio, tenta il filtrante per Casas, per Motaran, ancora la sfera per Casas, Motaran finta il tiro, appoggia per il tiro impegnativo da parte di Casas, poi ci prova sul primo palo, niente da fare, finisce in terra, ma c'è il fallo di Lunetta, dice l'arbitro, non accetta la spinta ai danni di Casas come chiedeva, fischia il fallo di Lunetta. E adesso vediamo il cambio, fuori Motaran a respirare, dentro per questi ultimi 3:32 Burgaia, che nel corso della gara ha colpito anche un clamoroso palo e ha impegnato un paio di volte in maniera severa il portiere Barozzi. C'è da pulire intanto la retta, l'area davanti a Barozzi, un modo per prendere un attimo di fiato per tutte e due le squadre. Già passato 1 minuto e mezzo, 3:30 alla fine, sempre 6-6, anche fermi falli di squadra dagli ultimi 3-4 minuti del primo tempo, quindi a questo punto direi che sarà molto difficile che le due squadre vadano in bonus e quindi andranno quasi tutte le azioni fino ai 45 o quasi, è una richiesta specifica di tutti e due gli allenatori, a meno di contropiedi come la palla rubata da Marco Pagnini poco fa o situazioni di superiorità numerica magari su un mancato rientro o su un rimpallo, su una circostanza particolare. Credo che entrambe le squadre costruiscano almeno per 30-35 secondi facendo passare il gioco, il tempo, e poi andranno a provare la conclusione in porta. Marco Pagnini per Banini, da questi a Fede Pagnini, ancora Montigel in possesso di sfera, attaccato, costretto a girare sfera nuovamente all'indietro per Fede Pagnini. 3 minuti alla fine di questa gara lunghissima, ancora Marco Pagnini per Montigel, ci prova Marco Pagnini, risponde alla grande il portierone Riccardo Agnata, guadagna 45 secondi il Follonica. Vanini ancora per Marco Pagnini, Pagnini per Vanini, Monticelli in possesso di pallina, sbagliato il passaggio, la sfera che sfila lontana ma è Monticelli a recuperarla, poi si ferma un attimo di troppo, sfumano i 5 secondi e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. 2:32 con i rossoblù che possono tornare in avanti
ancora alla balaustra, Casas all'indietro per Xavi Rubio al centro, c'è il fallo di lunetta di Ambrosio, dice l'arbitro, che richiama poi Monticelli alla calma. Battuta Monticelli lunga per Pagnini, 2:12 alla fine della gara, con Davide Pagnini in possesso di sfera. Monticelli ancora per Vanini, lascia passare qualche secondo, poi c'è il fallo di Forte dei Marmi e dunque 45 secondi nella disponibilità d'attacco del Follonica. 6-6 risultato, 1:53 alla fine della partita. Tutto pronto, Banini per Monticelli, sfera all'indietro per Marco Pagnini, da questi a Federico Pagnini, ancora per Marco Pagnini, ma la sfera è recuperata. Casas, poi la pallina è altissima, sfortunato Sì. in questa occasione, si è impennato una palla che poteva essere un contropiede velocissimo. Rimpallo velenoso, è andata sopra l'altezza della spalla e quindi inevitabile il fischio arbitrale, quindi altri 45 secondi per il Follonica a 1:40 dal termine di questo secondo supplementare di questa lunghissima, come hai detto poco fa tu, partita di semifinale. Tanto è Fede Pagnini in possesso di sfera per Marco Pagnini, 1:33. Pagnini si ferma, aspetta il passamento dei compagni, trova il capitano Federico, ancora Marco Pagnini per Federico Pagnini, da questi a Monticelli, la sfera è per Banini, ancora Banini, tenta il tiro, dritto per dritto la parata, Ambrosio di possesso della sfera, serve Burgaia, attaccato, ancora Burgaia però in possesso della pallina per Casas. Burgaia, Rubio, 57 secondi alla fine della gara, con Burgaia per Casas, per Rubio, per Burgaia ancora, Rubio per Ambrosio, lontanissimo all'area di rigore, tentativo al centro, niente da fare, questi ultimi, l'ultima azione è per il Follonica quando mancano 34 secondi, potrebbe arrivare in fondo. Vediamo quelle che saranno le decisioni dei giocatori in bianco-azzurro. Monticelli in possesso di sfera, ancora per Monticelli, Banini, Monticelli per Pagnini, tenta il tiro Murato, la sfera però rimane sulla stecca di un bianco-azzurro. 7 secondi, 5 secondi alla fine, sfumano a 2 secondi e 06. Clamoroso errore qui del Follonica che nel tener palla, il fallo di squadra, la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma insomma bisogna solo andare al tiro. Vediamo quello che sarà questa conclusione. La battuta, il tentativo Murato, niente da fare, non bastano i 60 minuti canonici, bisogna andare ai tiri di rigore e se non vado errato dovrebbe essere serie da 5. intanto il poco pubblico presente, quindi dirigenti, stampa, ha comunque tributato un doveroso applauso ai giocatori in pista, ai 10 che erano in pista adesso e anche agli altri che sono entrati in pista nel corso di questi 60 minuti. Devo dire, mi dispiace un po' vedere la conclusione ai tiri di rigore, perché purtroppo la squadra che dovrà andare fuori gli toccherà uscire in maniera, non dico immeritata, perché poi anche l'abilità nei rigori fa parte di questo gioco, però insomma, è una soluzione che a me personalmente non entusiasma molto, però chiaramente non possiamo andare fino a domattina a giocare, quindi una si salverà e andrà domani in finale, tra l'altro dopo una partita intensa e dispendiosa sia a livello di energie fisiche che mentali, e l'altra dovrà tornare a casa però con la coscienza pulita di aver fatto comunque
un'ottima partita, tutto quello che poteva fare, sia in un caso che nell'altro. Devo dire che le due squadre hanno interpretato al meglio questi 60 minuti, alla fine hanno preferito andare avanti all'insegna del primo non prenderle, perché una beffa sostanzialmente simile a quella che ha patito il Follonica in campionato, per dire, sarebbe stata inaccettabile da una parte e dall'altra, quindi gioco molto filato via molto tranquillamente e si deciderà ai rigori. E adesso vedremo quello che è, come dicono i grandi telecronisti, la lotteria dei rigori, anche se poi alla fin fine sappiamo che sono, a differenza di altri sport, qui è veramente difficile metterla dentro. Infatti. E vedremo oltretutto con due portieri che sono, insomma, portieri di prima grandezza, oserei dire, a livello internazionale. Intanto stiamo rivedendo qualche occasione di questi supplementari, due occasioni del Forte dei Marmi. Adesso c'è la conclusione di Pagnini, su cui Gnata è molto bravo a opporsi, e poi ancora un'azione del Follonica nella parte finale di tempo con la conclusione di Monticel. Poche emozioni nei due supplementari, ma ce ne sono state abbastanza nei minuti regolamentari, e quindi adesso vediamo chi se la sentirà, perché anche quello è il fatto, chi avrà la stecca calda e l'animo per andare sul dischetto. Non crediamo che ci siano dubbi sui portieri né da una parte né dall'altra, e quindi vediamo come si concluderà questa prima meravigliosa semifinale di Coppa Italia tra Forte dei Marmi e Follonica. Ripeto, non sono serviti 60 minuti per far mettere il nasino davanti all'una o all'altra squadra, e quindi toccherà andare con i tiri di rigore. Vediamo quelli che saranno. Intanto chi inizia a battere sembrerebbe il Follonica. Dunque il primo rigore, immagino, vedendo i protagonisti che si stanno preparando, potrebbero essere quello di Federico Pagnini, sicuro rigorista. Ricordo il risultato alla fine dei tempi supplementari: 6-6. Adesso vediamo Riccardo Gnata che si va a piazzare. Tanto i capitani scelgono la scelta della porta, dunque la porta, diciamo, lato sud del palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. Gnata e Barozzi che vanno a salutarsi, i due difendono la porta azzurra della nazionale di hockey su pista. Squadre in pista, portieri tutti vestiti come sappiamo, questo perché vige ancora la regola del non potersi muovere prima. Dunque Riccardo Gnata contro Federico Pagnini. Tutto pronto, dunque Silecchia chiama il rigore e Molli controlla la linea di porta. Siamo all'epilogo di questa semifinale. Il tiro e il gol di Pagnini, insaccato là nell'angoletto, e adesso tocca a Maremmani per il Forte dei Marmi. Dunque la GDS Impianti si affida alla stecca di Maremmani contro Barozzi. Tutto pronto, il tiro ed è Maremmani che la mette dentro. 7-7, e tocca a Marco Pagnini. Lo rivediamo il gol sotto la traversa, perfetto, impeccabile, posizione perfetta. Adesso Pagnini, anche lui compagno di squadra di Riccardo Gnata in nazionale, e anche, intanto vediamo, pronto il tiro, questa volta è parato, il tiro a Pagnini viene parato. Dunque il Forte dei Marmi con Ambrosio
ha la possibilità al secondo rigore rosso-blu. Vediamo se sarà bravo il bomber italo-argentino. Il tiro e il gol. L'8-7 il sorpasso del Forte dei Marmi. E adesso tocca al giovanissimo, non me l'aspettavo, pensavo che se lo riservasse Bonarelli probabilmente uno di quei giocatori che non viene studiato dai portieri, perché è giovanissimo, credo che si concentrino sullo studiare i bomber, perciò potrebbe essere anche un'arma importante. Vediamo se avrà il sangue freddo, perché poi in questo caso conta molto anche quello, ma se Silva gli dà questa fiducia sono convinto che sarà così. Bonarelli contro Riccardo Gnata, il tiro infatti non si crea alcun problema all'angolino a metterla nell'angolo e a schiacciare il ragno. E adesso tocca a Motaran. È il terzo rigore della serie. Motaran contro Barozzi. Vediamo, tutto pronto, parata del portiere, ma si è mosso in anticipo. Anche sul tiro di Ambrosio Barozzi si era mosso in anticipo, ma poi il gol ha annullato la punizione. In questo caso fa ripetere il signor Silecchia. È certo che per il portiere è difficilissimo rimanere lì in punta di piedi in attesa del tiro, e questa volta Motaran riporta in avanti i suoi. 9-8 il risultato del computo totale. È incredibile, al di là dei rigori 17 reti e non sappiamo ancora ma ormai ci siamo chi sarà. Adesso tocca a Montigel. Il tiro, la parata, ed è sulla stecca di Casas il potenziale doppio vantaggio. Vediamo se avrà la meglio su Barozzi. Parama si è mosso in netto anticipo ancora una volta, e dunque ha la possibilità di andare a segnare. Ci prova ancora, e questa volta il gol vale il 10-8 e vale la semifinale. Freddezza incredibile dei ragazzi di Alberto Orlandi. 4 rigori sotto la traversa, tutti perfetti, rigori alti, sono difficili da prendere e così è stato. 4 esecuzioni perfette. Barozzi un paio di volte ci aveva messo la manona, secondo gli arbitri, muovendosi prima, e quindi complimenti al Forte, ma devo dire complimenti anche al Follonica, perché ha giocato una semifinale di livello assoluto e grandissimo, e ripeto, è andata fuori solamente per la cinica lotteria dei rigori, come hai ricordato giustamente tu prima, e quindi c'è poco da essere contenti in casa azzurra per il risultato, ma c'è molto da essere contenti per quello che comunque la squadra è riuscita a fare. Senza ombra di dubbio è stata una partita importante sotto ogni aspetto. Il Forte Marmi riesce a portarla in casa, e dunque in attesa delle interviste ricordo che il Forte Marmi si aggiudica la finale di domani alle ore 18 contro la vincente fra Lodi e Sarzana.
Vediamo le interviste. Una partita combattutissima, molto bella, peccato doverla averla conclusa con i rigori. Sì, noi... Com'è? Da spostare? Sì, è andata come è andata e vabbè, abbiamo giocato alla pari un paio di episodi del cavolo, hanno portato sul 6-6 finale, poi quando arrivi nei tempi supplementari è sempre un po' un disastro perché non sai mai quanto è il limite di sbilanciarti e prendi il contropiede per prendere gol e quanto invece devi forzare. Poi quando arrivi ai rigori è sempre una lotteria, purtroppo niente, siamo stati puniti ai rigori e dispiace molto. Adesso quindi si guarda già ai playoff di campionato. Sì, ovviamente ora domani ce la prendiamo libera, non guardiamo assolutamente niente e da martedì ricominciamo subito a lavorare in vista dei playoff. E niente, cerchiamo ovviamente di non abbatterci troppo e di rimettere subito tutta la voglia possibile perché c'è ancora tanto da giocare. Ti ringrazio. Parole un po' amare quelle di Federico, giustamente, perché te l'ha fatto capire. Queste due occasioni, questi due episodi nella parte finale del tempo hanno poi portato ai rigori, ai supplementari. Poi lì ha detto bene, non ci si sbilancia e ai rigori può succedere di tutto. Ancora Marzia con le interviste da bordo campo. Diciamo il gol decisivo nei rigori che ha chiuso la partita. Sì, molto contento, soprattutto per tutto. Mi emoziono perché è stata durissima la partita, veramente. Abbiamo lavorato tantissimo, penso che è stata una partita veramente sofferta. Ricky ha detto una parola quando prima di tirare i rigori che siamo un gruppo che ormai ci sono tanti che vanno via, no? E ci voleva, che penso che ci meritiamo questa finale, abbiamo lottato fino alla fine e aspettiamo di domani a portarla a casa. Vedo una grande emozione, era una partita, è stata molto bella, combattuta, soprattutto il primo e il secondo tempo, poi nei supplementari magari c'era un po' di stanchezza. Il Forte si è trovato nel primo tempo vantaggio 4-2 che avrebbe anche potuto chiuderla con più anticipo rispetto ai rigori. E qua torno al mea colpa, no? A queste partite qui non si può sbagliare punizione di prima con il 4-2, ce l'ho avuta, poi ho messo anche in difficoltà la squadra, no? Con quel blu, per quello mi dispiace perché ho messo la squadra in difficoltà, ma poi siamo una squadra unita e abbiamo portato questo risultato avanti, no? Ora a pensare a domani che sarà bellissima e ce lo merita tutto il paese, no? Perché portare in queste condizioni qui il Covid, la Coppa Italia qua, sono fatti sforzi da tutte le parti, no? E penso che è un premio anche per tutta la gente che ha lavorato tutta la settimana per organizzare questa Coppa Italia che ha regalato almeno la prima partita grandi emozioni. Un'ultima domanda, avete chiuso i supplementari, questa cosa può influire sulla vostra prestazione di domani? Le finali sono le finali, noi anche se c'è stanchezza ci guarderemo di testa ogni pallina, non c'è stanchezza possibile in una finale. Domani andiamo a vincere perché è quello che vogliamo e niente, ora recuperare il massimo possibile e domani sarà una bella partita. Ti ringrazio. Insomma, per la stanchezza ripassare lunedì, Fabrizio. Praticamente sì, e sono convinto che sarà così e lo sai meglio di me che poi quando vai a giocare le finali la stanchezza non esiste. No, infatti. Le ultime parole, Michele, di questa gara? Che dire, l'abbiamo già detto ampiamente in sede anche di cronaca, bella partita spettacolare, equilibrata, risultato giusto alla fine dei tempi regolamentari, qualche episodio da una parte e dall'altra, ma nessuna delle due squadre avrebbe meritato di andare fuori prima e sostanzialmente nemmeno dopo, perché anche nei supplementari si è tirato molto per arrivare ai rigori, molto più precisa la squadra del Forte dei Marmi di casa e quindi per i versilisi l'appuntamento per la finale, per il Follonica comunque l'ennesima conferma di una crescita molto importante e della possibilità di giocarsi playoff ancora con tutte le possibilità di fare bene. Bene, io ti ringrazio l'amico
Nannini per l'aiuto ovviamente. Grazie a te Fabrizio per l'ospitalità e ti lascio al tuo pezzo, ricordo. Bene. Giornalista del Tirreno. E alle ore 21 avremo la gara che designerà l'antagonista del Forte dei Marmi domani in finale fra Lodi e Sarzana. Ovviamente ci riusciamo a sentire più tardi. Io al momento lascio dunque a voi tutti con un Forte dei Marmi che anche questa sera è riuscito, seppur nel finale, ad aver ragione dell'avversario e che andrà domani a giocarsi una Coppa Italia veramente importante. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea torna alla regia. Grazie anche da parte mia, buona serata.